Ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Chiedi la tua consulenza gratuita su energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi. Training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Serve una vittoria inaspettata ai Cagliari per allontanarsi dalle posizioni più scottanti della classifica. Gli uomini di Renieri cercheranno di trovarla nel match tra le mura amiche contro il Napoli, in un incontro che già impastato è stato crocevia di destini. Io sono Andrea Sanna e con me in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nella parità del Cagliari, abbiamo come sempre la voce del nostro Castedo, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, ben trovato Andrea, ben trovato. Come siamo? Come sono le formazioni oggi? È perfetto, ci immergiamo subito in quello che è il clima partita, partendo proprio dalle formazioni, partendo dal Cagliari che stira scuffette tra i pali a difesa con Nandez a destra, Dossena e Mina centrali, Augello a sinistra, centrocampo con Macumbud, Iola e Ianco e poi Gaetano insieme a Luvumbo e la Padula. Per quanto riguarda invece il Napoli, in formazione con Melesca tra i pali, a destra giocherà nel settore di destra Oliveira, i due centrali saranno Juan Jesus e Ramani, a sinistra giocherà invece Mazzocchi, centrocampo con Zielinski, Manghissà e Lobotka e poi il tridente con Raspadori, Osimhen e Varascheira. Questa è la formazione del Napoli, la formazione del Cagliari quindi con molto attacco stavolta, devo dire con Nandez a destra da dimensione di esterno, è certamente una mossa interessante anche probabilmente per marcare Varascheira, e questa è la novità in qualche modo, cioè il tentativo anche di dare preoccupazioni al Napoli, perché da quella parte la possibilità di spinta di Nandez in controffensiva potrebbe essere un duello che può interessare particolarmente e dove si potrebbe determinare veramente l'equilibrio della partita. Vedremo un po' che sarà l'atteggiamento del Cagliari, se sarà votato solamente a difendere e contenere oppure se avrà il coraggio di spingere dalle parti del Napoli per tentare di mettere in difficoltà la squadra partenopea, che chiaramente ha i suoi rischi con un attacco con tridente dove i giocatori che difendono sono veramente pochi, certamente più equilibrato con Politano, e dove il Cagliari potrebbe tentare di far valere il proprio gioco anche con le folate offensive. Gaetano e Luvumbo insieme alla Padula, insomma sono due
certezze che possono garantire anche una certa spinta. Una partita sicuramente importante per i rossoblù, vista anche la storia che racchiude questa sfida tra Cagliari e Napoli, una rivalità che c'è da tanto, ma una rivalità, Vito, che nel corso anche degli ultimi tempi, con le ultime vicissitudini, diciamo che si è un po' calmata, mettiamola in questi termini, che dopo soprattutto l'omaggio. Se fossero disposti i tifosi ad accettare questo, e mi riferisco stavolta in particolare a quelli del Napoli che sono presentati con il coro pecore, se avessi potuto comandare lo stadio gli avrei fatto il verso, continuando a stare sulla loro falsariga, ma ancora una volta poi ci si lamenta di quelli che sono i cori dall'altra parte d'Italia, se poi alla fine i primi a farlo sono insomma quelli che arrivano dalle zone del sud. È triste questo, è molto molto triste, ma contemporaneamente hai detto bene, sono attenuate un po' le rivalità, ci sono qualche bel gesto da parte della città di Napoli con ad esempio il rispetto di Riva, con quell'effigie in Corso Maradona, che chiaramente è stato un bel gesto sportivo. Poteva essere l'inizio della fine di una rivalità al di fuori del campo, e invece sarà ancora così. In campo chiaramente poi è un altro discorso, 90 minuti più quelli che servono, perché sappiamo benissimo che tempo fa, purtroppo non ultimamente, le gare tra Cagliari e Napoli si decidevano al 96esimo e non certo durante il primo tempo o il secondo. Negli ultimi anni purtroppo non è stato più così, da quando è cambiato, da quando c'è, anche se è una coincidenza certamente, la gestione Giulini. Pensate, un solo pareggio in tante partite, 2 gol fatti, 20 subiti nelle partite interne, quindi veramente un bilancio nettamente sfavorevole al Cagliari, e l'inversione di tendenza oggi è richiesta. Si chiede effettivamente di cambiare il modo di fare e di cercare di ottenere qualcosa di diverso da quello che si è ottenuto fino ad oggi. Un Cagliari che nell'ultimo turno con l'Udinese ha ottenuto un punto che poi si è rivelato importante, visto anche i risultati delle altre squadre. Questa settimana tanti hanno già giocato nella nostra zona, è ancora più carica di responsabilità la partita ora negli uomini di Ranieri, visto anche quello che fanno le altre e vista l'opportunità che ci sarebbe ottenendo dei punti oggi in casa. Sì, sarebbe una bella accelerazione, peraltro si aspetta questa vittoria contro una squadra che tendenzialmente dovrebbe essere definita con il pronostico. Vedremo se sarà questa l'occasione. Ripeto, noi anziani siamo abituati a queste cose e speriamo che oggi ci possa essere un revival di quello che nel passato è successo spesso contro il Napoli, con partite combattutissime, con risultati ottenuti quasi costantemente di anno in anno, e con la possibilità quindi di poter dire la nostra. Il Napoli l'anno scorso, che ha vinto lo scudetto, sembra essersi smarrito, poteva rientrare addirittura a Cagliari con Mazzarri in panchina, invece c'è stato l'avvicinamento ancora prima della partita di Champions League, e questa la dice lunga sul clima che c'è a Napoli. Anche loro non hanno certezza, è una partita molto delicata sul piano psicoemotivo per le due squadre, e anche da questo punto di vista dovremo mostrarci non fragili ma determinati a ottenere il risultato che serve per uscire dalle cattive acque. È assolutamente così, come sono determinati i nostri tifosi, che ci scrivono tramite WhatsApp al 34051 86036. Manuel da Cagliari ci scrive il suo Forza Cagliari, così come arriva puntuale la foto dalla curva di Alessio col suo Forza Castello, quindi Alessio a supportare i colori rosso-blu direttamente allo stadio, ma non ha fatto mancare il suo supporto anche in radio, e speriamo che questo calore del pubblico di casa possa riportare il Cagliari a un fattore importante. L'ultima arrivata con il Bologna, sempre in casa, sempre fuori pronostico. Certo, è diversa la caratura, diciamo così, dei singoli in campo, ma anche oggi si può mettere paura a un Napoli che non ha neanche più quelle sinergie tra i singoli campioni che l'anno scorso hanno reso grande. Sì, ci sono anche parecchi giocatori che sono in scadenza di contratto, conta anche questo, quindi molti giocatori che guardano al futuro, che potrebbe essere per loro lontano da Napoli. Questo incide certamente anche nella mentalità, nella mente, nel trasporto dei calciatori stessi, che non si ritrovano nella medesima condizione di vivere sulle ali dell'entusiasmo. Da questo punto di vista sembra un dispetto, ma è proprio la psicologia del calciatore. Cioè, possiamo pensare anche a noi uomini, quando abbiamo un contratto di scadenza, la preoccupazione è conseguente, e questa preoccupazione molte volte emerge soprattutto nei momenti più tristi, non in quelli in cui tutto viaggia per il meglio. È il Napoli che non viaggia per il meglio, che meglio non poteva fare fino a questo momento. È certamente una squadra che questi pensieri cattivi se li fa emergono
nel singolo, e noi di questa mancata serenità dobbiamo tentare di approfittare, cercando di creare le condizioni durante la partita perché le preoccupazioni possano emergere nell'ambito di una squadra che ha perso quella sinergia, quella capacità di unione. Se vogliamo, ha perso anche qualche calciatore che faceva da ottimo collante tra un reparto e l'altro. È una convinzione, una voglia, una spinta che il pubblico può dare in questa partita, di animi tesi, perché poi anche il Cagliari è sul filo del rasoio, comunque la tensione si taglia. Un buon punto la settimana scorsa a Udine, ma c'è da continuare a lavorare. Ranieri oggi ripropone probabilmente una formazione simile all'altra volta. In qualche sito come formazione viene suggerito un 4-4-2 con Gaetano attaccante e Luvumbo esterno di centrocampo. Ci auguriamo che non sia così, visto come aveva impattato nella scorsa partita, Vito, questa scelta. Insomma, l'abbiamo corretta la volta scorsa dal primo al secondo tempo e speriamo che non sia così. Speriamo che Gaetano vada a fare il suo ruolo e Luvumbo vada a fare il suo ruolo. Vedremo un po' come Ranieri, magari insiste Ranieri perché è convinto di questo e alla distanza porterà dei risultati. Potrebbe anche capitare così. Di certo non ha pagato la volta scorsa, perché abbiamo visto effettivamente che abbiamo pagato costantemente quella posizione. Luvumbo molto lontano dalla porta, non ha preoccupato più di tanti difensori. Contemporaneamente abbiamo visto anche che ha faticato lo stesso Gaetano a trovare palloni, è dovuto andare a cercare al centrocampo per costruire il gol del pari, ma in quella posizione non sarebbe dovuto essere, cioè nel senso che poi lui doveva essere lì per gli ultimi 20 metri, gli ultimi 30 metri, e invece è la sua posizione più adatta, secondo me, quella di spaziare dietro le punte, intorno alle punte, anche al di là delle punte, ma con una certa libertà. Con il suo estro che è possibile esprimere, che possa esplodere, visto che dispone anche di un livello tecnico elevato. Un altro ragazzo con ottimi mezzi tecnici è Oristanio, che torna tra i convocati del Cagliari. Pensi possa essere già dalla partita al suo ritorno in panchina, o Ranieri lo preserverà per farlo rientrare quando è al meglio? Ma intanto non c'è in panchina Oristanio, no, quindi c'è. Anzi c'è in panchina, Sì. c'è in panchina, non l'avevo notato. Sì, vuol dire che si sta bene. Ormai Ranieri ha sempre detto che quando il calciatore va in panchina è nelle condizioni di poter essere utilizzato. Vedremo se sarà così. Intanto è in panchina ed è un'altra risorsa che torna. Anche da questo punto di vista è qualcosa che ti aiuta ad avere fiducia, ad avere maggiore fiducia nei tuoi mezzi e a stimolare quelli che sono i giocatori che vanno in campo, perché avere qualcuno che sta in panchina, che sai che è forte e che potrebbe essere titolare, spinge anche gli altri a fare qualcosa di più. Assolutamente così. Dal ruolo invece di Jankto, che è un'altra delle conferme di questa settimana, lo vedremo agire da mezzala con tendenza esterna, molto probabilmente alla corsa, per cercare quella ripartenza, come dicevi tu, sulla fascia destra, presidiata anche da Nandez. Cosa ti aspetti dalla sua partita, visto che le ultime uscite non sono state eccelse? Guarda, io dico che Jankto prima o poi qualcosa deve fare, cioè nel senso che è stato anche sfortunato quando ha avuto le occasioni per segnare. Secondo me se lui segna, se riesce a segnare, se inizia a imbeccare la posizione giusta e a imboccare la strada giusta, è un giocatore che potrebbe ritornare ai livelli precedenti. Dobbiamo semplicemente aspettare, o meglio, stiamo aspettando a lungo. Speriamo che questo persistere, questo incalzare, questo cercare di trovare la soluzione da parte di Ranieri possa portare poi a qualcosa di proficuo. Sono d'accordo con te, anche perché è un giocatore che in tante occasioni è riuscito a farsi vedere, a farsi trovare libero per i compagni. È stato un po' sfortunato e anche impreciso in alcune occasioni, ma speriamo possa avere la possibilità di rifarsi presto. Ci scrive anche il nostro Luigi, come sempre, al 340 5186 036 tramite WhatsApp. Ciao, forza Cagliari. Oggi di poche parole Luigi, perché sa che la tensione è alta e ci siamo quasi, stiamo per iniziare. Vito, ti aspetti un approccio cauto da parte degli uomini allenati da Ranieri, o pensi che proprio quel fattore nervosismo possa portare il Cagliari ad andare ad attaccare il Napoli sin dall'inizio? Guarda, cambiare atteggiamento, cambiare mentalità, cambiare marcia nel corso di una partita è sempre molto molto difficile, abitualmente è una cosa che sanno fare le grandi squadre. Io direi di iniziare subito con quello che è il ritmo che vuoi dare, perché così trovi immediatamente la costanza che serve e ti proietti a quello che deve essere il risultato. È stato detto in conferenza stampa che dobbiamo puntare sempre alla vittoria, ecco, puntiamo fino all'inizio alla vittoria.
E questa è la mentalità che bisogna settare per poi andare a ottenere dei risultati importanti contro il Napoli. Sarebbe davvero una vittoria fondamentale, arriverebbe contro i campioni d'Italia in carica, quindi ancora più prestigiosa. Naturalmente noi seguiremo tutto quanto il calcio europeo. Ecco Vito, a 12:30 si è giocata la partita del Frosinone in trasferta con la Juventus. Il Frosinone, squadra che comunque è in difficoltà come noi, ma ha affrontato la Juventus mettendola in difficoltà per le sue peculiarità, cioè è stata molto brava. Noi dobbiamo prendere spunto da questi atteggiamenti anche esterni. Ma assolutamente sì, devi giocare per quella che è la tua personalità, non puoi giocare sperando di specchiarti in acque placide che trovi dall'altra parte, devi necessariamente andare a giocare con i tuoi mezzi, con le tue possibilità, con le tue armi, non puoi andare a cercare di giocare con armi diverse dalle tue, perché di volta in volta perderesti la tua identità, di volta in volta dovresti ricominciare. Io ripeto, mi auguro che ci sia qualcosa di diverso quest'oggi. Speriamo davvero che sia così, Vito. Noi diciamo che ci iniziamo a salutare, perché tra pochissimo si darà il via alla partita e come sempre noi abbiamo i nostri rituali di pre-partita che devono essere rispettati. Va bene, ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco. Torneremo da Vittorio Sanna non appena inizierà la partita del Cagliari al terzo minuto, ma intanto come sempre ci prepariamo al match con il nostro fantastico inno. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, con guardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro meraviglioso inno ci introduce come sempre al match dei rossoblù. Oggi Cagliari in casa contro il Napoli in una partita dal sentimento veramente grande. Le ricorderemo poi tra pochissimo le precedenti tra le due squadre in un match che molto spesso è valso anche una stagione intera. Ci scrive il nostro Andrea da Padova: ciao ragazzi e forza Castello, non sbagliare posizione agli uomini in campo, darci dentro e cercare di essere ancora 0-0 dopo 20 minuti o meglio in vantaggio, senza paura come quella sera a Bari. Speriamo davvero sia così, Andrea, perché ci vuole comunque una svolta, ci vuole un cambio di atteggiamento nelle prestazioni del Cagliari, perché bisogna dare la smossa alla classifica che serve per riuscire effettivamente a schiodarsi dalle posizioni più pericolose. Può essere così in un match day davvero importante. Vediamo un po' anche le altre partite che seguiremo durante questo pomeriggio. Si sta giocando all'intervallo in Spagna tra Cadiz e Celta Vigo, il parziale recita 1-0 per la squadra in trasferta, mentre per quanto riguarda l'unica partita di Premier League della giornata, quella tra Wolverhampton e Sheffield United, il vantaggio è della squadra di casa al 30°, pochi secondi or sono, con appunto l'1-0 dei Wolves che quindi conducono questo match appena iniziato. Si gioca anche in Eredivisie, Almer contro Feyenoord 0-0 quando siamo al 28°, mentre la sfida tra Twente e Go Eagles si è già sbloccata dopo 28 minuti, 1-0 per la squadra di casa. Infine siamo collegati e daremo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda il campionato francese, la Ligue 1, che gioca con 3 partite: Le Havre contro Reims, Nizza contro Clermont e Tolosa contro Lilla, che sono iniziate in contemporanea con il Cagliari che ha iniziato la partita con un buon piglio, cercando di esporsi in avanti con qualche iniziativa, subito andando ad attaccare
bloccare la difesa dei partenopei. Qualche minuto fa anche un buon fallo guadagnato da Lapadula ha visto l'intervento in ritardo di Juan Jesus e conseguentemente a ciò Cagliari che cerca subito di mettere in difficoltà la squadra, come abbiamo detto, campione d'Italia, che in questo momento si trova in un campionato che non si aspettava assolutamente di fare, visto da che punto arrivava, con 3 cambi di allenatore. Davvero una stagione sciagurata per quanto riguarda la squadra del Sud, diciamo che si può annoverare tra le grandi squadre del nostro campionato. Noi siamo pronti per il nostro primo collegamento e quindi ci immergiamo subito nella partita e lo facciamo grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. 3 minuti e 06 con il Cagliari che ha appena concluso l'azione d'attacco e con Osimhen che è andato a colpire un giocatore del Cagliari. Nandez va a svedere Osimhen allo scontro con Mina, praticamente lo ha colpito da lontano col pallone lontano. Osimhen che adesso continua a protestare rispetto alla decisione presa dall'arbitro. Pallone che era lontano da dove è avvenuto il tutto, con Mina che tentava di trattenerlo e con Osimhen che poi lo ha scaraventato giù perché tentava di trattenerlo Mina nel duello e spingeva Osimhen e poi è andato a colpire praticamente Mina. Vediamo se c'è qualcosa di grave in quello che ha fatto Osimhen, che si volta e lo scaraventa giù. Praticamente non c'è niente che possa andare oltre questa decisione, cioè non mi pare ci siano le condizioni per mostrare il cartellino, ma il fallo comunque c'era, i due si mantenevano e stratolavano. Io credo che oggi vivremo una bella serata nel duello tra Mina e Osimhen, sono 2 caratterini, niente male. 4 minuti e 20 la punizione che deve essere ancora battuta, con Ielovina che va a prendere il pallone, il giocatore chiaramente del Cagliari che cerca di provocare immediatamente Osimhen, con Mina pronto alla battuta, calcia verso destra, dove c'è Nandez, il controllo di petto di Nandez che va per il cross, è bravo Oliveira a proteggere, l'ultimo tocco è di Nandez, la rimessa e quindi per la compagine napoletana. Siamo al minuto 4,50, sembra la passeggiata di Via Roma questa, si arriva abitualmente prima dell'inizio della partita, ma probabilmente questa è una condizione che non esiste da altre parti. Prego, si accomodi, stiamo leggermente lavorando, non so se per lei è una parola che lei capisce. E nel frattempo il pallone può essere rigiocato dalla squadra rossoblù con palla avanti, il colpo di testa da parte della retroguardia del Napoli che ha rimandato palla in avanti, il controllo ancora col passaggio verso destra, Napoli che tenta ancora una volta di ripartire, il passaggio avanti con il controllo di Anghissà, sovrapposizione con tentativo di andare al cross, palla ribattuta, la recupera Augello che porta avanti il pallone, Augello che poi parte per la controffensiva, serve Luvumbo che scavalca lì al centrale del campo, avanza ancora Luvumbo, arriva sulla 3/4, viene fermato dall'intervento in ripiegamento di Mazzocchi e quindi palla che può essere rigiocata ancora da parte del Napoli con Anghissà che mette ancora nel settore di destra, palla che viene resa ancora all'indietro, servita verso sinistra, dove c'è Oliveira che riceve poco prima della linea centrale del campo, il tocco per Varascheila, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Juan Jesus che fa girare la palla ancora verso l'altro centrale, Ramani, aspetta Ramani, poi serve ancora Juan Jesus, cercano i giocatori del Napoli di trovare il passaggio giusto per poter affondare, servizio a sinistra con chiusura da parte di Nandez sull'inserimento di Oliveira, pallone recuperato dal Cagliari. 6 minuti e 10 nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra Cagliari e Napoli lì nello studio. È un avvio quindi del Cagliari convincente che cerca di mettere alle strette il Napoli, vedremo se sarà così. Noi tanto ci prendiamo un attimo di pausa con la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Con
Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole per seguire il match del Cagliari, oggi impegnato contro il Napoli in una partita che subito ha messo in mostra una voglia della squadra dei Ranieri di andare a attaccare i propri avversari senza troppe reverenze, senza troppe formalità, mettiamolo in questo modo. Un Napoli che inizialmente ha subito un po' il colpo dell'aggressività del Cagliari e negli ultimi minuti invece sta cercando e trovando maggiormente le sue linee di passaggio. Qualche minuto or sono prima vera paura per il Cagliari, con Kvaratskhelia creato molto bene via Nandez nell'1 contro 1, con Nandez che ha sbagliato completamente il tackle. Kvaratskhelia è entrato in area, passaggio centrale per un compagno che poi non è riuscito né a tirare né a servire nessuno degli altri interpreti napoletani all'interno dell'area. Fortunatamente con la difesa del Cagliari che è riuscita in un secondo momento a spazzare. Vi ripetiamo le formazioni ufficiali, visto che il match è iniziato da pochissimo, siamo appena finiti con il collegamento con Vittorio Sanna, quindi davvero siamo alle prime battute. Cagliari che si presenta con un 4-4-2, sembrerebbe effettivamente così anche in campo, perché Luvumbo è un po' più esterno, un po' più arretrato rispetto a quello che l'abbiamo visto di solito, e Gaetano invece gioca molto vicino alla Padula. Scuffè tra i pali, Nandez terzino destro, Mina Dossena sono i centrali, Augello a sinistra, centrocampo a 4 praticamente con Yankto che va esterno di destra, Makumbu e De Iola sono i centrocampisti centrali e Luvumbo a sinistra, e l'attacco con Gaetano e la Padula che quindi cercheranno di mettere in difficoltà la retroguardia degli azzurri che si presentano invece con un 4-3-3 del nuovo mister Calzona all'esordio in campionato. Sulla panchina dei partenopei Meretti in porta, Mazzocchi, Ramani, Juan Jesus e Oliveira sono i 4 di difesa. Centrocampo a 3 composto da Anghissà, Lobotka e Zielinski, quindi il titolare del Napoli campione d'Italia, e infine in attacco Kvaratskhelia a sinistra, Osimhen centrale e Raspadori a destra. Questa è stata un po' la sorpresa rispetto al solito, con l'assenza di Politano per preferire un approccio ancora più offensivo con l'inserimento di Raspadori, che è praticamente una punta centrale a cui è stato chiesto di fare l'ala in questo caso. Vediamo i precedenti tra le due squadre. Partita storica con 86 precedenti tra le
le due compagini, dove sono arrivate 14 vittorie rossoblu, 33 pareggi e 39 sconfitte. In casa il bilancio è migliore con 42 incontri, 9 vittorie dei sardi, 21 pareggi e 12 sconfitte, un po' più equilibrato per quanto riguarda il conteggio casalingo. Il precedente tra le due squadre, l'ultima vittoria rossoblu contro i partenopei sarà il match del settembre del 2019 in trasferta con 1-0 firmato da Castro in quella prima parte del campionato magica, che poi ha iniziato a sgretolarsi dopo quel Cagliari-Lazio casalingo, e invece l'ultima vittoria casalinga risale addirittura al 2009 con la rete di Geda nel primo tempo e Lazzari in ripresa, ve lo ricorderete per l'inchino poi alla curva di Andrea Lazzari, davvero iconico quel momento, e anche quella squadra in generale che è rimasta un po' nel cuore di tutti. Vediamo le altre partite che si stanno evolvendo in giro per il mondo. È cambiato il risultato del Twente, che ha raddoppiato in casa contro i Go Eagles 2-0 dopo 39 minuti, e quindi un primo tempo abbastanza comodo per la squadra olandese che in questo caso gioca in casa, che sta ottenendo una vittoria abbastanza semplice. Invece Cagliari e Napoli continuano a darsi battaglia, c'è un po' di studio negli ultimi minuti tra le due squadre, con qualche errore anche tecnico nella ricerca dello spazio libero. Ci stanno provando, stanno iniziando a punzecchiarsi, vedendo dove effettivamente possono affondare, invece dove non conviene sprecare energie. Questo è l'atteggiamento delle due squadre, con un Cagliari che era partito un po' meglio nei minuti iniziali e poi si è dovuto anche confrontare con la rispinta e la reazione della squadra napoletana. Quindi vedremo un po' come si evolverà la partita, ma bisogna continuare a lottare, bisogna essere convinti nelle proprie azioni e convinti soprattutto dei propri mezzi, perché questa è la base per poi andare a fare bene. La Serie A però ha continuato in questa giornata, si è giocata già metà delle partite. L'ultima che si è conclusa è il match di mezzogiorno e mezza, è concluso proprio pochi minuti prima che il Cagliari scendesse in campo, tra Juventus e Frosinone. Il risultato finale di 3-2, con la Juventus che è dovuta andare a riprendere il Frosinone, vantaggio dopo 3 minuti di Vlahovic per i bianconeri, che sembravano poter avere un pomeriggio, anzi un'ora di pranzo abbastanza semplice. Il pareggio invece di Khedira al 14esimo e il vantaggio di Brescianini al 27esimo hanno messo un po' di paura alla squadra di Allegri, che invece ha trovato però dopo appena 5 minuti il nuovo equilibrio per 2-2, invece un secondo tempo bello battaglioso e battagliero, con la rete finale di Rugani al 95esimo, all'ultimo minuto, per quanto riguarda i bianconeri, che quindi riescono a superare un Frosinone sicuramente coriaceo, che si è fatto valere in questa trasferta torinese, che non era per niente semplice. E comunque sono punti importanti anche sono risultati importanti anche per il rossoblu, perché il Frosinone comunque rimane là in zona vicino al Cagliari. Una partita, come abbiamo detto, quella tra Cagliari e Napoli, bella equilibrata, con le due squadre che tengono il pallino del gioco un po' da una parte un po' dall'altra, sicuramente più il Napoli, ma questo non è una novità, perché se si andassero a leggere le statistiche come quelle che ci vengono fornite dalla nostra guida al campionato, si andrebbe a scoprire che il Napoli è la prima squadra in Serie A per possesso palla. Pensate, in 25 partite 1453,8%. Dovete fare un po' il conteggio per avere un possesso medio, ma comunque il più impressionante dell'intera compagine delle squadre del nostro campionato, mentre il Cagliari è quintultimo con il 16esimo, con 1101,7 minuti guadagnati in 25 partite. Questo dice lunga anche su quella che poteva sembrare scontata come partita, ma che poi effettivamente in questi primi minuti sta raccontando un match molto più equilibrato, con le due squadre che riescono a mostrare gli artigli in tutti e due i casi, e non c'è una disparità troppo evidente, anzi c'è anche un certo rispetto delle offensive cagliaritane, perché il Napoli è davvero spaventato quando poi la squadra dei Ranieri va ad attaccare. Qualche minuto fa ci ha provato con un'azione veloce proprio il Cagliari, servito Lovumbo tramite fallo laterale, quindi non poteva essere in fuorigioco. Il cross dell'angolano non era per niente male sul secondo palo per Jankto, che è andato alla conclusione però debole e non efficace, che si è spenta vicino al palo di Meret, che ha dovuto solo accompagnarla con lo
lo sguardo, ma Cagliari che quindi squilla per la prima volta dalle parti di Meret, si fa sentire che Vitvo, e speriamo possa essere più preciso e più convinto, soprattutto nell'ultimo tocco, in una delle prossime azioni che verranno svolte in questa partita del 26esimo turno di Serie A. Questa per quanto riguarda il Cagliari. Invece per quanto riguarda le squadre che hanno giocato nella giornata di ieri, il risultato più eclatante comunque che ci riguarda da più vicino è quello tra Sassuolo e Empoli, un big match per quanto riguarda la salvezza, che si è concluso con la vittoria esterna dell'Empoli per 3-2. Empoli che da quando è arrivato Nicola non riesce a perdere, beati loro potremmo dire. È davvero un 2-3 importante, il vantaggio di Luperto nel primo tempo, poi nel secondo tempo pareggio di Pinamonti, nuovo vantaggio di Niang sempre su rigore così come Pinamonti, pareggio di Ferrari e poi la rete conclusiva di Bastoni del 3-2 finale. Questo quindi per quanto riguarda Sassuolo-Empoli che si è giocata ieri, ma in questo momento si sta giocando Cagliari-Napoli, la partita è aperta e andiamo a vivercela tramite la cronaca di Vittorio Sanna. Il fallo di Valaschela e quindi il calcio di punizione in favore del Cagliari, pochi metri vicino all'area di rigore. Macumbu che aveva insistito un po' troppo nel tentativo di dribbling, alla fine stavolta ha avuto ragione perché ha subito il fallo dell'avversario. Calcio di punizione nel prolungamento ideale del lato corto alla sinistra del portiere, ma a circa 25 metri almeno dal fondo, quindi spostati lateralmente ma anche lontani dalla porta in diagonale. Vedremo chi andrà a battere in questo calcio di punizione. C'è Janko, con lui c'è anche Nandez che chiede di prendere il fiato mentre viene incontro Luvumbo. Janko che sembra intenzionato a battere verso l'interno dell'area, minuto numero 19, la punizione da destra da parte di Janko con piazzati anche i due difensori. Parte Janko, la palla all'interno dell'area, De Iola, il colpo di testa, la palla che si impenna, non arriva la padula, dall'altra parte Nandez, il controcross deviato in calcio d'angolo. Cagliari che si fa sentire, ha avuto l'occasione con Janko e adesso continua a spingere mettendo un po' in soggezione il Napoli. Abbiamo detto quanto è importante la parte psicologica in questa partita. È pronto per la battuta d'angolo Nandez dalla sinistra della porta di Meret, tutto pronto per spedire il pallone all'interno. Ecco la rincorsa da parte di Nandez, parte il suo cross del secondo palo troppo lungo, arriva, ribatte di testa un giocatore del Napoli, recupera poi Gaetano, alimenta a sinistra per Augello che tiene il possesso di palla, si sovrappone De Iola, lo serve, il controllo di De Iola che tenta di farsi largo, tiene il pallone in gioco, non riesce a passare, pallone intercettato e Napoli che tenta di ripartire con la Bocca che porta il pallone avanti ma sbaglia il passaggio e non è il primo. Janko che recupera la palla a destra per Nandez, il controllo di Nandez al centro ancora per Gaetano che viene a costruire il gioco, sbaglia l'accelerazione, il recupero di Anghissà, scivola Osimhen, ribatte Dossena, recupera la Padula, il passaggio a sinistra per la spinta di Augello che si porta avanti, è giunto sulla tre quarti, può effettuare il cross, secondo palo Janko, il colpo di testa per la sponda, anche stavolta sbagliato ed è il secondo che sbaglia, c'è Anghissà a terra, il pallone viene messo fuori da Valaschela perché possa essere soccorso. 21esimo iniziato da qualche secondo e siccome ho il sospetto che se entrerà in campo il massaggiatore si andrà per le lunghe e quindi probabilmente potremo utilizzare un minuto in più nel prossimo collegamento, infatti entra la panchina, ti do la linea Andrea e poi avremo un minuto in più nel prossimo collegamento. Perfetto Vitto, ci risentiremo allora tra pochissimo per sentire le news in questo match tra Cagliari e Napoli, con un Cagliari che negli ultimi minuti sta provando a più riprese a mettere in difficoltà la difesa del Napoli e sta avendo anche una maggiore spinta rispetto alla squadra oggi ospite all'Unipol Domus. Purtroppo Jank ha sbagliato anche questa sponda di testa, ancora tempo per rifarsi, c'è da dire comunque quando c'è lui c'è sempre quell'alternativa che si riesce ad avere sulla fascia, soprattutto in ripiegamento nel secondo palo e conseguentemente a ciò è una risorsa in più che può mettere in difficoltà la formazione oggi allenata da Calzona ma che fino a una settimana fa era allenata dall'ex Cagliari Walter Mazzarri. Vediamo un po' come uscirà da questa partita l'Unipol Domus. L'infortunio a Zambanguissa ci ha permesso di tornare prima in studio e di avere poi un minuto supplementare successivamente perché poi effettivamente Zambanguissa ha avuto bisogno delle cure durante tutto ciò e quindi in questo caso era meglio evitare una cronaca di partita ferma, mettiamola in questi casi. Intanto si
si sblocca o continua a andare verso il verso del Celta Vigo, la partita in Liga. 0-2 il parziale al 60° contro il Cadiz, quindi vedremo se il Celta effettivamente riuscirà ad aggiudicarsi questo match. Quello che è certo è che noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa per lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ci prova il Cagliari in questo primo tempo della sfida contro il Napoli, oggi in scena all'Unipol Domus. Qualche minuto fa primo tiro verso la porta effettivamente della Cagliari, quindi degli uomini di Ranieri, con un cross, se non ho visto male, se non ricordo male, di Augello sul secondo palo. Grandissimo stacco di Lapadula, che è andato a recuperare un pallone veramente difficile da intercettare. Con la testa l'ha indirizzato bene verso la porta avversaria, ha fatto buona guardia Meret, che comunque era là, ma Cagliari che ci ha provato con maggiore convinzione negli ultimi minuti e ha costretto il Napoli anche a rifugiarsi in modo evidente all'interno dei suoi ultimi metri, con davvero una grande prova di personalità fino a questo momento da parte dei rossoblù, che proprio su quell'aspetto di morale, su quell'aspetto di confusione, su quell'aspetto di incertezza stanno basando questi primi minuti, andando ad attaccare il Napoli più vicino possibile alla loro porta e mettendogli maggiore pressione che si può, ed una squadra che appunto ha i nervi a fior di pelle. Vedremo se questa strategia riuscirà a dare dei risultati già nel primo tempo. Intanto continuiamo a parlare di Serie A e delle partite che si sono già concluse in questo weekend. Si è giocata la prima venerdì sera con il Verona protagonista, e quindi ci riguardava da vicinissimo.
trasferta a Bologna, 2-0 del Bologna in casa, che non si ferma più e va a prendere dei punti fondamentali per la corsa all'Europa in una squadra emiliana che si sta dimostrando davvero in crescita e in continuum, perché poi 5 vittorie di fila, ma davvero un carosello di risultati pazzeschi per una formazione che inizio anno aveva ben altre ambizioni. Verona che invece è uscito sconfitto anche da questa trasferta, un Verona che nonostante i tanti cambi sta riuscendo a trovare comunque una quadratura di squadra e si è fatto valere anche in più occasioni contro grandi formazioni, una squadra che noi dovremo assolutamente riuscire a superare nel match casalingo che ci aspetta, soprattutto dopo aver perso lo scontro in trasferta con quell'espulsione di Makumbu e quel 2-0 maturato, diciamo un po' amaro, che ancora ci lascia l'amaro in bocca per delle opinioni diverse rispetto al metro arbitrale che si sarebbe dovuto adottare. Bologna quindi Verona 2-0, le reti di Fabian, che è stato anche il marcatore che ci aveva purgato nella trasferta bolognese di inizio stagione, e poi sempre assist di Fabian per Remo Freuler che porta il 2-0 conclusivo, e quindi grande risultato ancora una volta per gli uomini di Thiago Motta. Squadre invece tra Cagliari e Napoli che si stanno un po' equivalendo, non stanno riuscendo nessuna delle due a affondare con efficienza nelle ultime battute, qualche errore di imprecisione nella costruzione soprattutto a centrocampo quando c'è poi da rivolgersi verso le zone più pericolose, anche se qualche minuto fa è arrivato anche il primo squillo diretto verso la porta di Scuffè da parte del Napoli. Ci ha provato da fuori Raspadori, Scuffè l'ha vista all'ultimo ma è riuscito molto bene a deviare la palla fuori con quindi il pericolo che è stato allontanato successivamente dal rinvio di Augello. Cambia il risultato ancora in Spagna, quindi partita frizzante in quel di Cadice, con il Cadice che si riavvicina al parziale 1-2 fino a questo momento è quanto maturato nel match tra Cadice e Celta Vigo. Avevamo raccontato del 2-0 della squadra ospite con Svedberg, e invece è arrivato il gol dell'1-2 che quindi riavvicina e rimette tutto in discussione grazie alla rete di Wanmi su assist di Guardiola. Questo il parziale per quanto riguarda appunto il campionato spagnolo. Io vi ricordo che se volete interagire con noi, anche porre qualche domanda magari al primo tempo per Vittorio, o dirci la vostra sulla partita del Cagliari che sta andando in scena oggi, lo potete fare tramite WhatsApp al 340 5186 036. Leggeremo i messaggi e vedremo un po' di commentare questo match insieme in una 26esima giornata importantissima e che racconta uno dei match più significativi della storia recente del Cagliari, anche se poi, come detto bene da Vittorio in apertura, nelle ultime stagioni non si è proprio combattuto fino all'ultimo, non si è portato il risultato fino agli ultimi secondi come eravamo stati abituati, ma c'è stato in più di un'occasione qualche match più secco anche dal punto di vista delle emozioni. Speriamo che oggi non sia così. Per i primi minuti abbiamo visto invece una partita equilibrata tra due squadre che cercano di farsi del male l'un l'altra senza avere troppo timore. Questa è lo spirito con cui volevamo vedere i rossoblù scendere in campo oggi contro i campioni d'Italia in carica, e dobbiamo sperare che tutto il bene fatto fino a questo momento possa poi portare a un risultato positivo in questa giornata. È iniziato un altro match in giro per l'Europa, è iniziato un match in Germania, quello tra Eintracht Francoforte e Wolfsburg, due formazioni dalla recente gloria per quanto riguarda la Bundesliga. Nel recente passato entrambe hanno avuto i loro momenti incredibili, con l'Eintracht Francoforte che era riuscito anche ad arrivare ai quarti di finale di Champions non troppe stagioni or sono. Francoforte che in questo momento invece si trova al sesto posto con 34 lunghezze, mentre il Wolfsburg è al 12° con 25 punti nel caso di pareggio, come sta maturando in questi primi minuti, ma Wolfsburg che è leggermente oltre la zona di retrocessione e conseguentemente a ciò potrebbe trovare dei punti fondamentali per il proseguo della sua stagione, punti che servono anche al Cagliari, un Cagliari che continua a battagliare in casa contro la squadra napoletana, con un pubblico che sembra
sembra bello preso e che nei minuti scorsi, quando il Cagliari ha avuto delle occasioni importanti e anche dei momenti di pressione intensa, con il Napoli costretto a ripiegare tutto quanto all'interno della propria metà campo e a difendersi dalle offensive rossoblu, ha spinto forte i nostri condottieri, mettiamolo in questo modo, nel cercare di arrivare al gol che nei minuti finali del primo tempo potrebbe davvero significare un'impronta importante nel confuto totale del match, indirizzerebbe anche le scelte e le strategie di Ranieri per quanto riguarda poi il proseguo della partita. Abbiamo parlato di Francoforte-Wolfsburg, abbiamo parlato dell'importanza delle due squadre e subito il match si è sboccato dopo pochissimi minuti, perché è passato in vantaggio il Wolfsburg, ma noi ci rechiamo da Vittorio Sanna. È stato Ramani a punire il Napoli con un pallone all'interno dell'area, il difensore è andato a staccare e quasi fosse un attaccante, ha depositato il pallone in rete alla sinistra del portiere. Nel frattempo non so che cosa si stia andando a verificare nel check che nel frattempo è sortito. L'arbitro sta aspettando che ci siano indicazioni dal VAR, ma nel frattempo il gol del Cagliari è stato realizzato, autogol di Ramani. Vediamo ancora di aspettare, io sto cercando di rivedere la posizione di Lapadula, aiuto, è dubbia, Lapadula forse era in fuorigioco, Lapadula, bisogna rivedere un poco perché c'è un possibile offside e bisogna capire veramente dove parte il pallone, di pochissimo. È veramente una questione di frazioni di secondo e purtroppo quando si parla di secondi nello schermo si parla veramente di diapositive che a seconda di quando la appoggi, una delle 14 diapositive per secondo, hai la possibilità di... Questo è il gol, ma bisogna vedere il momento della partenza cosa c'era. No, non credo che abbia fischiato il fallo di la Padula all'interno dell'area, la gomitata, potrebbe anche essere questa la ragione. Non è un possibile offside, ma una gomitata di Lapadula a Ramani si sta valutando, con Lapadula che ha allargato il braccio e ha colpito al viso Ramani. Attenzione, perché l'arbitro mi sembra intenzionato a fischiare fuori gioco, ha fischiato il calcio di punizione, ha annullato il gol del Cagliari dal signor Pairetto, ma d'altronde quando c'è lui sappiamo che le interpretazioni sono tutte parziali, perché anche quando fa da lui il VAR ne abbiamo visto di tricolori, tipo non so se ricordate il bel calcione al portiere del Cagliari alcuni anni fa con la Juventus, è sempre lui. Sta di fatto che in questo caso ha fischiato il calcio di punizione per il fallo di Lapadula all'interno dell'area per Ramani. Il gomito di Lapadula ha colpito Ramani e per questo il gol è stato annullato per la gomitata, il colpo subito da Ramani nello stacco aereo con Lapadula che è andato a colpirlo allargando le braccia, e per questo l'arbitro ha annullato il gol. Altro scontro e ammonizione alla Padula dopo quest'altro scontro con il difensore. Lapadula che ha fatto quadrufottisi, come si faceva una volta per le strade dei paesi della Sardegna, ha messo il suo corpo davanti al possibile salto di Juan Jesus, che ha preso la botta, l'ha presa anche Lapadula, cartellino giallo. Devo dire che Lapadula in questo primo tempo ha spesso passeggiato, ora è andato a picchiare gli avversari per 2 volte e si è beccato il cartellino giallo che potrebbe indurre Ranieri anche alla sostituzione in avvio di ripresa, perché effettivamente col cartellino giallo e con lui che fa la guerra viene indicato l'offside, però la punizione è stata battuta all'interno dell'area, quindi non credo che sia stato fischiato l'offside, piuttosto invece la gomitata all'interno dell'area, almeno credo. Sta di fatto che la punizione è stata battuta, forse all'altezza del dischetto è partita l'azione, quindi potrebbe anche essere offside e quindi non gomitata. Ma sta di fatto che le due cose hanno funzionato di pari passo. Ora la Padula che discute ancora con Pairetto, quando siamo al 37esimo minuto, avevamo un minuto in più a disposizione, lo stiamo sfruttando, speriamo che possa essere utile. Ha battuto Loboschi, il pallone all'indietro, peccato per il gol annullato al Cagliari che era passato in vantaggio, il colpo di testa di Mina, il pallone ritorna nella zona di Anghissà, da questi verso destra dove c'era Raspadori,
Raspadori che dà all'indietro ancora per Mazzocchi ancora per Raspadori che rinviene fino alla linea centrale del campo, dando all'indietro nel cerchio di centrocampo per Juan Jesus, da questi a sinistra per Oliveira, da Oliveira a Valascheira che dà all'indietro ancora per Oliveira, attaccato da Ianco, retropassaggio di Juan Jesus che ritorna dentro l'area di rigore del Napoli con il controllo di Meret, il pallone nel fraseggio giocato dal Napoli in disimpegno, ma il pressing ancora di Gaetano, la palla per Loboschi, da questi Oliveira per il controllo, o meglio per il tentativo di servire Zelinski, anticipo di Macumbu che ha messo in fallo laterale. 37 i minuti nel primo tempo, 0-0 purtroppo il risultato lì nello studio. E quindi gol annullato purtroppo al Cagliari, l'autogol di Ramani, probabilmente il fuorigioco è la causa di ciò. Le immagini hanno fatto vedere la testa, a parte la testa e la spalla di Lapadula avanti con il braccio, Lapadula che è andato sul pallone, quindi ha creato un disturbo a Ramani che quindi ha dovuto compiere la giocata per la posizione di Lapadula, e per questo è fuori gioco attivo, perché effettivamente poi il giocatore del Napoli ha dovuto compiere una giocata a causa della presenza di un giocatore che era in fuorigioco. Conseguentemente a ciò annullato purtroppo il vantaggio del Cagliari, ma Cagliari che ha mostrato di poterlo ottenere e forse anche di meritarlo per ciò che ha fatto vedere in questo primo tempo, con una squadra di Ranieri che è andata a combattere con il Napoli in maniera convincente, ha lasciato poche occasioni agli uomini oggi ospiti all'Unipoldomus, e deve continuare così per cercare di premere sull'acceleratore nel corso della seconda metà e andare a contrastare una squadra partenopea che sicuramente non arriva con la migliore condizione psicologica alla gara oggi con i sardi, e dobbiamo farne davvero tesoro. È un Cagliari che continua a provarci, è un Cagliari che ci dovrà provare per tutto il tempo che rimane in questo primo tempo, perché effettivamente poi una rete nella frazione, nella prima delle due frazioni, può cambiare sistematicamente anche l'approccio, la testa, la mentalità di tutto il match, e sarebbe fondamentale andare al riposo in vantaggio, visto anche il gol ottenuto annullato per una punizione, una posizione irregolare di Lapadula all'inizio dell'azione. Vedremo, dovremo rifarci nei minuti che mancano quindi in questo match, ma intanto andiamo a parlare anche delle altre partite che si sono giocate in questo weekend. Vi abbiamo raccontato di Bologna, Verona, di Sassuolo e Empoli. L'ultima, oltre al Genoa Udinese, che rimane da raccontare, quella della Salernitana che è andata a sfidare il Monza alle 18 di sabato, 2-0 esterno dei Brianzoli, che quindi superano l'ultima della classe in maniera abbastanza agile, nonostante una prova dei Granata convincente, che sono caduti solamente al 78esimo con la rete di Daniel Maldini, e poi sono carambolati 5 minuti dopo con il raddoppio di Pessina, che ha chiuso un po' una partita statica, ma che la Salernitana aveva cercato di conquistare con le unghie e con i denti, ma il Monza è stato molto bravo ad aspettare per colpire e poi far sì che la partita venisse chiusa il prima possibile. Questo per quanto riguarda l'ultima della classe. Invece un'altra squadra che è vicina a noi è l'Udinese, che è andato ospite a Genova per sfidare appunto il Grifone, quindi il Genoa. Risultato finale di 2-0 per la squadra di casa, per il Genoa, quindi con i friulani che non sono riusciti a tenere testa agli uomini di Gilardino. Le reti nel primo tempo sul finale di Reteghi e Bani hanno deciso il match, con nella seconda metà anche la doppia munizione di Christensen per quanto riguarda i bianconeri, che ha un po' spento tutte le voglie, tutte le mire di pareggio, lasciando così una seconda parte di match molto agile al Genoa, che ha conquistato una vittoria importante. Per noi è importante che l'Udinese non sia uscito con i punti da un match così delicato, perché poi rimane a nostra distanza d'occhio, diciamo così, a distanza di sparo, come diceva qualcuno. Questo è per quanto riguarda le partite che si sono già giocate, ma Cagliari e Napoli stanno giocando e stanno dando battaglia per quanto riguarda questo primo tempo. Stiamo per
vivere la parte finale di questi primi 45 minuti, ma prima lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Occasionissima per Luvumbo che non riesce a inquadrare la porta sguarnita dopo l'uscita di Meret che era rovinato addosso al suo compagno difensore centrale, se non sbaglio Juan Jesus, cadendo rovinosamente a terra, ma la palla era finita nella disposizione di Luvumbo, che è andata a cercare il tap-in di testa, palla larga, ma probabilmente sarebbe stato tutto regolare, perché effettivamente lo scontro è andato a concretizzarsi tra due giocatori della stessa squadra e conseguentemente a ciò probabilmente non si sarebbe fischiata alcuna irregolarità. Davvero sbilenca la conclusione dell'angolano, che in questo caso avrebbe potuto trovare la via della rete e così anche il vantaggio. Vedremo se riuscirà ad essere più preciso nel corso del secondo tempo, ma Cagliari che continua a creare, continua a dare grattacapi alla difesa del Napoli, deve continuare con questa voglia, con questa grinta nell'andare a attaccare gli avversari, come ha fatto vedere fino a questo momento. Ci scrive il nostro Luigi: noi con un po' di autostima in più e loro abbastanza perosi, è tutta a giocare. Sono completamente d'accordo con te, Luigi, anche perché il primo tempo lo ha dimostrato che possiamo giocarci le nostre carte, dobbiamo farlo con una concentrazione che deve essere mantenuta alta, ma anche con la voglia di andare a prendersi un risultato importante in un match casalingo che era stato sbloccato dall'autogol di Ramani, poi ritenuto irregolare per una posizione di partenza in fuorigioco di Lapadula, che poi era andato a condividere, diciamo così, la posizione con Ramani, che era stato costretto a deviare il pallone nella sua porta. Questo è quanto riguarda il gol annullato al Cagliari, ma c'è ancora tanto tempo da giocare. Quello che c'è adesso è il recupero della prima frazione, andiamo a vivercelo con la cronaca di Vittorio Sanna. Sono ben 4 minuti da recuperare nel corso di questo primo tempo, con il Napoli che sta ora impostando nel tentativo d'attacco. Palla per Anghissà, ritorna all'indietro su Ramani che porta il pallone nella metacampo del Cagliari, lo tiene in una zona interna a destra, il tocco largo è per Anghissà, incrocia ancora con Varascheira che è passato dall'altra parte, il pallone è ancora giocato da Ramani, ceduto a Zelinski, subito attaccato da Lapadula, palla ancora per Anghissà, va a finire in una zona in cui non ci sono maglie bianche, poi il recupero del Cagliari, il rilancio sulla Padula che tenta di girare per il contropiede di Luvumbo, palla che non passa, è rimessa laterale per il Cagliari in una zona difensiva all'altezza della tre quarti di sinistra.
se ne occupa Augello. Ecco Augello pronto a rimettere in gioco nel primo dei 4 minuti di recupero che sta trascorrendo. Pallone ancora portato dal giocatore del Cagliari verso il lungolinea, dove c'è il colpo di testa in ribattuta ancora da parte di Ramani, quindi ulteriore rimessa con le mani alla parte del Cagliari. Qualche metro più avanti ora l'incrocio delle linee, e cioè nella linea mediana del campo nel settore di sinistra. È pronto la battuta ancora Augello, va a cercare la Padula, troppo lungo il passaggio, ha colpito di testa Juan Jesus che lascia rimbalzare, ancora un colpo di testa 2 volte, Macumbu nel mezzo, la palla la gioca Anghissà cercando Osimhen che stoppa forse con un braccio, l'arbitro non pensa così, va a chiudere Dossena, pallone in fallo laterale, rimesso in gioco per il Cagliari, ma precedentemente a mio giudizio c'era anche il fallo di mano da parte di Osimhen. La palla ancora giocata all'indietro in direzione di Dossena, la Dossena all'indietro per il portiere Scuffet, e i minuti trascorsi nel corso del recupero sono 1:43. Calcia avanti Scuffet, il pallone ribattuto, recuperato da De Jong a centrocampo, servito a destra nella direzione di La Padula, deviato dall'intervento di un difensore, Oliveira per precisione, e quindi rimessa con le mani in favore del Cagliari, affidata a Ianco che poi lascia all'arrivo di Nandes che si prepara, va a cercare Gaetano che tocca il pallone, tenta di riportarsi sulla palla, c'è scontro con l'avversario, l'ultimo tocco è di Oliveira, calcio d'angolo in favore del Cagliari, protesta Oliveira nei confronti dell'assistente, calcio d'angolo rossoblu quando siamo al minuto numero 48, siamo nel terzo minuto di recupero dei 4 che sono stati determinati per questo primo tempo. È Nandes che va a raccogliere il pallone per batterlo all'interno dell'area dalla sinistra del portiere Meret, messo giusto il pallone, Nandes si prepara a spedire verso il rettangolo dell'area di rigore napoletano, parte il suo cross nel mucchio, il colpo di testa di Dossena, la palla alta sulla traversa, non è riuscita ad abbassare la traiettoria del pallone, ha colpito dritto per dritto e nel rimbalzargli sulla testa, arrivando dal basso, ha mandato il pallone verso l'alto della traversa. Rimessa al fondo affidata a Juan Jesus, si sta chiudendo il primo tempo sul punteggio di 0-0, è rimasto 1 minuto di recupero da giocare. La palla da Meret ancora per Juan Jesus che è attaccato dalla Padula, il lancio avanti con l'anticipo di Nandes che ripropone immediatamente avanti, il colpo di testa di Ramani, Anghissà che stoppa di petto nel duello con De Jong, il retropassaggio a destra nella zona di Mazzocchi che tenta il lancio lungo alla ricerca di Anghissà, intercetta Augello, porge ma non riesce a far passare il pallone a Luvumbo, palla spedita in fallo laterale, alta rimessa in favore del Cagliari, 30 secondi ancora da giocare, il colpo di testa di Gaetano alla ricerca di La Padula, è Juan Jesus che dà all'indietro, Meretti che rinvia, pallone ancora nel centrocampo dove c'è Mina che stoppa, Mina che manda nuovamente avanti per lo scatto di Luvumbo che scatta il cross, La Padula anticipato, La Padula che aspetta il pallone, un primo tempo veramente in cui La Padula è sembrato essere quasi svogliato, passeggiare nel campo, anche in questo caso con un cross che arrivava dal lato, non doveva assolutamente aspettare il pallone, doveva andare a incrociare sul primo palo, ha aspettato la palla che non gli è arrivata e adesso rimarrà a bersi un bel tè caldo durante l'intervallo, perché ho il sospetto che sia il momento di far entrare il Pavoletti in questa ripresa. Vedete un Lappadula che è parso passeggiare nel corso del primo tempo, non è stato all'altezza della situazione, ci ha messo anche lo zampino nel gol annullato, anche se poi era in fuorigioco, è partito con un attimo in anticipo. Sta di fatto che comunque sia in questo primo tempo non ha inciso come avrebbe dovuto e anche in quest'ultima occasione poteva fare decisamente meglio. Sì, proprio così. Vito, non rimani con noi per commentare questo primo tempo, 1-0 tra Cagliari e Napoli, quindi che recita anche un po' di rammarico per quanto riguarda il Cagliari, perché dobbiamo dirlo, in fin dei conti forse meritavamo il vantaggio dopo questi primi 45 minuti. Sì, probabilmente sì, ma si meritava qualcosa di più, si meritava probabilmente di andare a cogliere il risultato pieno. Il Cagliari ha giocato bene, il Napoli è intimorito, bisogna mantenergli questo timore, fare in modo insomma di riuscire a ottenere il risultato pieno in questa partita, perché non è certo il Napoli che abbiamo visto in passate edizioni, è un Napoli molto molto in difficoltà, che non riesce neanche a fare la sua solita rete di passaggi, i giocatori non si trovano, i passaggi sono molte volte imprecisi, sono lenti prevedibili, quindi bisogna assolutamente cercare di essere noi a segnare giocando di squadra, perché poi sappiamo che individualmente poi può nascere sempre qualche pericolo quando hai davanti a te giocatori come Kvaratskhelia e lo stesso Osimhen, quindi è necessario andare a segnare, a fare gol
per evitare poi anche brutte sorprese, non solamente perché il risultato pieno lo stiamo inseguendo da tempo contro una squadra che teoricamente è superiore al Cagliari. Sì, è una squadra, quindi quella rossoblu, che si è comportata bene in questa prima metà, ma deve essere più cinica sotto porta se poi vuole riuscire a superare un Napoli che non ne ha perso in questi primi 45 minuti così tanto inscalfibile. Vito, ma sull'azione di Luvumbo, sul colpo di testa, non aveva fischiato niente l'arbitro, giusto? Assolutamente no, anche in quel caso Luvumbo è andato superficialmente a colpire il pallone e poteva stopparlo, poteva fermarlo, prendere la rincorsa e tirare, poteva fare quello che voleva, anche di testa a rasoterra avrebbe potuto calciare, avrebbe potuto colpire il pallone stoppandolo prima, poteva fare quello che voleva, invece probabilmente preso dalla fretta e convinto del fallo precedente è andato a colpire per tentare di trovare la porta, ma non con la cattiveria necessaria per inquadrare lo specchio. Eh sì, purtroppo davvero un'occasione sciupata importante, perché anche in quel caso era tutto regolare per quanto riguarda l'azione del Cagliari, con lo scontro venuto tra i due difensori e quindi un colpo di testa davvero sbilenco, con un Cagliari che quindi raccoglie da questa prima metà l'atteggiamento, sicuramente deve mantenere questo, ma a questo punto ci aspettiamo forse anche un po' di freschezza che possa dare quella lucidità mentale per essere precisi poi sotto porta, Vito. No, io sarei preoccupato se viene riconfermata in avvio di ripresa la Padula, perché ha il giallo già collezionato ed è uno che va a fare fallo sistematicamente, quindi diventa veramente molto molto pericoloso. Guai dare l'assist a Pairetto, peraltro a Pairetto di un'occasione di questo tipo bisogna sostituire immediatamente il giocatore del Cagliari, far entrare Pavoletti o Petagna, questa è una scelta che farà il tecnico in questo avvio di ripresa. Anche Petagna, secondo me, per le caratteristiche dei due difensori centrali del Napoli, potrebbe dire la sua in una partita come questa. Sono d'accordo, perché poi riesce magari a dare anche più equilibrio e qualche linea di passaggio in più agli inserimenti dei centrocampisti o delle ali rosso-blu, quindi potrebbe essere anche Petagna una delle scelte di Ranieri per questa seconda metà, un Pavoletti che magari entrerà più avanti se dovesse essere necessario andare a cercare il gol con un finalizzatore d'esperienza, perché tra l'altro è anche riconosciuto tra i tifosi del Cagliari a Pavoletti l'essere l'animale d'area di rigore, quindi l'uomo che poi può decidere le partite nella parte finale della gara. Un primo tempo comunque che abbiamo detto ha visto un Cagliari combattere ad armi pari con il Napoli. Nandez terzino contro Kvaratskhelia fino a questo momento probabilmente è il ruolo in cui sta riuscendo di più l'uruguaiano. Ne abbiamo parlato in settimana, Andrea, con te e con Marcello Angeletto. Poi mi sono ricordato chi era colui che ha ragionato sul potenziale ruolo di Nandez, e anche Marcello, che sta facendo al mestiere di allenatore, ricorda l'allenatore del Monastir, ha detto che a suo giudizio il ruolo più idoneo, più adatto per Nandez è proprio il difensore di destra, il terzino destro, e quest'oggi Ranieri ha ricalcato un po' quelle che sono le valutazioni che davanti a un caffè abbiamo fatto insieme, e curiosamente l'ho schierato proprio in quella posizione e sta marcando bene Kvaratskhelia, perché poi va sull'anticipo, riparte, riesce a capovolgere la situazione. È un po' anche il lago della bilancia per certi aspetti, perché nel momento in cui neutralizzi uno dei giocatori più importanti del Napoli e riesci nel farlo anche a capovolgere l'azione per farla passare ad azioni di controffensiva, è chiaramente un ago particolarmente pesante nell'ambito degli equilibri della gara. Quindi per ora mossa decisamente azzeccata. E dobbiamo dire questa mossa è anche più una mossa di identità da parte di Ranieri, perché se poi andiamo a vedere proprio oggi contro il Napoli, in uno dei migliori primi tempi fatti fino a questo momento, abbiamo più cercato di imporre la nostra identità, il nostro gioco, adattandoci alla caratteristica dell'avversario, cambiando la nostra formazione ma solo in un aspetto, per poi andare a sfruttare magari quella debolezza e trasformarla in una fase offensiva. In questo senso Ranieri la formazione l'ha messa rimarcando già quel gioco che si era iniziato a vedere nel secondo tempo della scorsa partita con l'Udinese. Sì, è sempre più secondo logica, secondo me, secondo quella logica che abbiamo richiamato a un certo punto, dicendo che i giocatori avevano bisogno di giocare nei ruoli canonici, quelli che gli dava la possibilità di sentirsi in una zona comfort, più sicuri, visto che è quello che si stava attraversando. E secondo me si intravede anche quella che in questo momento potrebbe diventare anche la formazione ideale, con l'ingresso di Oristanio al posto di Janko. Cioè, secondo me potrebbe effettivamente essere questa una squadra dalle grandi
caratteristiche con i 2 trequartisti, Oristano e Gaetano. In un certo momento della gara infatti abbiamo visto non un 4-4-2 come tu hai letto in un determinato momento, che è effettivamente così, ma abbiamo visto piuttosto un 4-2-3-1 con Luvumbo sulla stessa altezza di Gaetano e Ianco dall'altra parte, e pensate se i 3 trequartisti fossero Luvumbo, Gaetano e Oristano, sarebbe certamente altra minestra con i 3 attaccanti a alternarsi, e a mio giudizio, ripeto, in un dispositivo di questo tipo potrebbe tornare nuovamente utile Petagna per quelle che sono le sue caratteristiche, per la capacità di far salire la squadra, per la capacità di fare il pivot anche applicato al calcio, per la capacità, se vogliamo, di intrattenere i 2 centrali nel corpo a corpo, cosa che ha fatto la Padula andando a cercare lo scontro fisico ma anche beccandosi il cartellino giallo, che farebbe invece spontaneamente per la struttura che ha Petagna e senza peraltro marchiarsi di falli. Esatto, vedremo un po' quali saranno le scelte dei Ranieri. C'è qualche riscaldamento un po' più intenso degli altri, Vitto? Vedi qualcosa dallo stadio? Per adesso no, non vedo nessuno che si scalda, ma non ci sono neanche i panchinari, quindi non so cosa stia succedendo. Tra poco, secondo me, dopo il discorso dei Ranieri negli spogliatoi verrà fuori qualcuno e vedremo se ci sono solamente coloro che giocheranno a fianco al campo, oppure ci sarà anche qualcuno che si scalderà in modo un po' più convinto. Per ora non ci sono giocatori in campo, non so se è frizzante perché è fermo la temperatura qui all'Unipol Domus. Io sono già caldo da parecchio, non sento questa temperatura. Effettivamente così. Comunque ho rivisto per l'ennesima volta l'azione del gol annullato, effettivamente è più fuori gioco che altro perché la manata è veramente minima, non sposta minimamente l'azione del giocatore, quindi è stato fischiato probabilmente il fuorigioco per quanto riguarda la Padula, e quindi il gol che non è stato convalidato nel Cagliari. Noi ci siamo quasi, Vito, qualche minuto prima di ripartire. A questo punto un secondo tempo che, come abbiamo detto, potrebbe vedere nuovi interpreti per il Cagliari, soprattutto a causa dell'ammonizione di La Padula. Pensi che invece il nuovo mister Calzona, anche se non lo conosciamo bene, metterà già a mano la formazione per cambiare un po' il suo Napoli, visto comunque quanto ha sofferto nel corso della prima metà? Ma ha delle scelte, certamente ha delle scelte che possono essere inserite nel corso della partita. Ad esempio Politano è una di queste, Mario Rui è un altro, ha dunque 2 giocatori a Simeone per la zona d'attacco, però secondo me i problemi maggiori li sta incontrando a centrocampo. L'inserimento di Politano potrebbe essere un inserimento che potrebbe dare al Napoli maggiore fluidità, levando Raspadori, che però è incisivo in zona d'attacco, o levando qualcun altro. Non credo certo con Varaschera, però a mio giudizio potrebbe tentarsi la carta di potenziare gli esterni con Mario Rui e con l'ingresso probabilmente di Politano, che sono i 2 papabili a mio giudizio per quello che ho visto nel corso del primo tempo. Vedremo se sarà così, anche perché poi centrocampisti puri, il Napoli in panchina Dendoncker, Cajuste e Traoré come alternative nel caso in cui si voglia cambiare, ognuno un po' fatto a misura, immagine e somiglianza di uno dei 3 titolari che in questo momento sono all'interno del campo di gioco, sono stati all'interno del campo di gioco. Vedremo quali saranno le scelte di Calzona, che è stato molto didattico anche l'impostare il suo Napoli, ha ripreso il modello di Spalletti e non sembra aver cambiato molto, anche per via del poco tempo a disposizione per quanto riguarda il mister della squadra ospite, Vitto. Tornare indietro in questi 8 mesi non sarà una cosa semplicissima neanche per lui, perché il Napoli di Spalletti è un Napoli che non c'è più, deve ricostruirlo da capo, probabilmente dovrà ridisegnarlo, deve ritracciare le linee, non è una cosa affatto semplice, è un arduo compito il suo. Secondo me gli errori sono a monte e questi errori il Napoli se li porterà per l'intero campionato, potrà ridurre i danni ma non li potrà annullare del tutto. Ci scrive il nostro Luigi un'altra visione sul Nandez, lo vedrebbe alla Gattuso, cioè un incontrista puro, alla fine sono le sue caratteristiche anche per quanto riguarda il Leon, Vitto, alla Gattuso, mettiamola così. Quando gioca da interno un po' fa questo ruolo, ma in questo caso il ruolo di interno non glielo fanno fare, quindi diciamo che giocando sull'esterno tra le diverse posizioni e distanze dalla porta, questa secondo me è quella più adatta, perché lo abbiamo visto tante volte, è capace anche di recuperare il pallone all'altezza della linea centrale, ma non altrettanto bravo a concludere, quindi credo che da questo punto di vista la posizione esterna più adatta
possa essere questa. Se dovesse giocare all'interno, sì, può fare anche quel ruolo, quello di ringhiare al tutto di Gattuso, come faceva Gattuso, ma se vogliamo anche con minore forza rispetto a Gattuso. Gattuso ricordo che era un po' più tozzo rispetto a Nandes, quindi meno leggero e quindi anche più adatto per il combattimento. Più difficile da spostare, mettiamola così. Esatto. Esattamente. Vedremo allora, noi siamo ansiosi di sapere come andrà questo secondo tempo, ansiosi di viverlo tutti insieme, sperando di poter vedere un Cagliari trionfante al termine del 90 minuti con un primo tempo svolto in maniera veramente ottima. Non entrerà certamente Petagna, perché Petagna in questo momento si sta scaldando insieme ai compagni, giocheranno in mezzo al campo, quindi quello che non vedo è Pavoletti, che potrebbe essere gli spogliatori e quindi pronto ad entrare in campo nel corso della ripresa, all'inizio della ripresa o in corso di ripresa. Pavolo, anche il dente avvelenato, gol dell'ex, ci sono tante cose che possono combinare combinarsi con la qualità di Pavoletti, Vitto. Assolutamente sì, ma infatti è giusto che in questo momento possa essere lui, anche Petagna è un ex, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero differenze. Stanno rientrando i giocatori in campo, vedremo tra poco se c'è spazio per Pavoletti oppure se Pavoletti rimarrà anche lui in panchina in attesa del momento opportuno. Io non rischierei, ripeto, per come gioca la Padula, non rischierei di tenere in campo la Padula col cartellino giallo addosso, è un pericolo. Invece la Padula è pronta a rientrare in campo e non ci saranno cambi, te lo annuncio già da adesso. Ok, perfetto, allora ci sentiamo tra pochissimo, Vitto, per i nostri 3 minuti consueti. Noi prima di riniziare con il secondo tempo del Cagliari lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, qualche secondo or sono si è riniziata la partita tra Cagliari e Napoli, con la seconda metà di gara che si andrà a svolgere all'Unipol Domus. 0-0 il parziale dopo 45 minuti. Ricordiamo il gol annullato l'autogol annullato di Ramani per posizione regolare di La Padula in partenza, che è andato poi a disturbare il difensore
giocatore napoletano, con anche altre 2 occasioni importanti per il Cagliari, non riuscite a sfruttare al massimo, e quindi ci vorrà maggior cinismo nel secondo tempo da parte degli uomini dei Ranieri, visto che comunque a livello di produzione si è andati a fare comunque un ottimo lavoro nei 45 minuti iniziali. È finita al Cardiopalma la sfida tra Cadiz e Celta Vigo. Avevamo detto di un Cadiz che aveva rimesso in discussione la partita con la rete dell'1-2, è andata a pareggiarla al 99esimo, quindi con la rete dell'1-2, scusate, non del 2-2, la rete del 2-2 è arrivata al 99esimo col gol di Macis, che quindi va a pareggiare i conti, a portare un punto fondamentale per il Cadiz e per il suo campionato. Ma si è movimentata la situazione anche in Germania tra Francoforte e Wolfsburg, 1-2 il parziale per quanto riguarda questa sfida domenicale della Bundesliga. Dopo il vantaggio del Wolfsburg aveva pareggiato la squadra di casa, e pochi minuti fa nuovo vantaggio della compagine affiliata anche alla Volkswagen, perché fondata da lavoratori della Volkswagen, col gol al 37esimo di Behrens, che quindi rimette la partita in favore degli ospiti, che fino a questo momento si sono comportati bene a Francoforte. È iniziato invece il match tra Cagliari e Napoli. Ci ha provato subito la Padula a farsi vedere in avanti con uno scatto sulla linea dei difensori, ma posizione irregolare. Primo fuorigioco fischiato l'attaccante peruviano in questa seconda metà di gara, con davvero un posizionamento che deve essere migliore per il proseguo del match, quando si deve andare a proporre in avanti attraverso uno scatto veloce per ribaltare l'azione con efficacia. Noi siamo pronti a teletrasportarci all'Unipol Domus, e lo facciamo come di consueto con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Ammonizione per Luvumbo, che ha allontanato Raspadori dal pallone, e niente ammonizione per Raspadori che stava sul pallone invece di far battere. Una volta mi ricordo che il regolamento diceva che tu devi far battere il calcio di punizione, altrimenti venivi ammonito, ma non è più così. Attenzione a Ianco dentro l'area, si dimentica il pallone. Anche stavolta, per fortuna, alla giustificazione del fuorigioco, perché anche stavolta era andato a mancare la palla. Sul passaggio che era arrivato da sinistra, il colpo di testa di Luvumbo, la palla colpita anche dalla Padula, e Ianco che si era fatto anticipare, malgrado la posizione del suo corpo fosse davanti all'avversario, e anche in questo caso però posizione regolare, probabilmente la Padula in partenza sul primo colpo di testa. Attenzione al calcio di punizione, battuto centralmente, reso all'indietro per Ramani che allarga a destra nella zona in cui Lobotka tenta di mettere in movimento i suoi, ribatte Luvumbo, recupera in questo caso Gaetano, tenta di partire, dà ancora Luvumbo nel lungolinea di sinistra, il cross basso, e la Padula anche stavolta manda fuori. È andato praticamente con la stampella a colpire il pallone, perché non ha mosso la gamba, l'ha tenuta rigida e l'ha colpita come se fosse stata la sua gamba di legno, e così facendo il pallone non ha cambiato direzione e si è perso direttamente sul fondo. Tutto questo quando siamo al 50esimo minuto della partita, il quinto della ripresa. Il passaggio di Juan Jesus a sinistra nella zona in cui c'è il prolungamento da parte di Oliveira, recupera però Macumbu, si volta rispetto alla porta avversaria, dà all'indietro per Mina, da questi all'indietro per il rilancio di Scuffetto, un rilancio più alto che lungo, il colpo di testa ancora da parte di un giocatore del Napoli, palla però ribattuta, allontanata da De Iola, colpita da Ramani, non benissimo, e quindi Luvumbo che va a recuperare, grande cambio di direzione, Luvumbo che si accentra da sinistra per Augello, c'è lo spazio per il cross che Augello perde, va a chiudere Ramani mandando il calcio d'angolo, angolo per il Cagliari quando si gioca il 6° minuto del secondo tempo. Seguiamo questa azione con Augello pronta la battuta e con Nandez e Macumbu che rimangono più arretrati rispetto alle due torri, Dossena e Mina, che sono portati in avanti per sfruttare il gioco aereo. È tutto pronto, dalla destra di Merete sta per partire il cross di Augello, parte in questo momento palla sul secondo palo, la Padula che rimette al centro, tentativo di rovesciata di Dossena, il pallone allontanato col calcio di punizione fischiato dall'arbitro perché Dossena è andato a colpire praticamente Anghissà nel suo tentativo di sforbiciata. Ha sforbiciato sì, ma disturbando irregolarmente Ramani, non ha neanche affondato la sforbiciata. Il pallone comunque è da mettere giù, il calcio di punizione
E per il Napoli ci sono 2 palloni in campo, ne è arrivato un altro dietro la porta, lo tiene in mezzo al campo Lamina, si fanno i dispetti le 2 squadre, passano i secondi e noi diamo la linea allo studio. E quindi con i dispetti tra i giocatori delle 2 formazioni torniamo al collegamento dallo studio della Corte del Sole, un Cagliari che ci sta provando in questo avvio di secondo tempo con una buona pressione, con un Napoli che spesso è costretto anche a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dobbiamo dire il fallo fischiato per il tentativo di rovesciata di Dossena, un po' esagerato da parte del direttore di gara, oggi impegnato nella direzione di questo Cagliari-Napoli. Luca Pairetto è l'arbitro del match della sezione di Nichelino, 116esima direzione in assoluto nella massima serie, ha arbitrato il Cagliari in 17 occasioni in cui sono arrivate 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Invece ha diretto il Napoli in 9 occasioni in cui sono arrivate 9 vittorie e in 10 occasioni 9 vittorie e una sconfitta. È la nona direzione in Serie A stagionale, nelle precedenti 8 ha maturato una media di 3,75 cartellini gialli a partita con 6 rigori fischiati. I suoi assistenti per oggi sono Rossi e Maldonato, quarto uomo Gualtieri, al VAR Marini e Di Paolo. Questa era la formazione per quanto riguarda la terna arbitrale. Le formazioni invece delle 2 squadre iniziali sono ancora intatte in questa seconda metà di partita, con il Cagliari che si è disposto appunto attraverso una formazione anche atta a limitare le offensive del Napoli, soprattutto dalla parte di Kvaratskhelia, con Nandez che è stato impegnato nel ruolo di terzino, e con un Cagliari che probabilmente però nel corso della seconda metà di gara andrà alle sostituzioni e non tra tantissimo, vista la munizione di Lapadula e vista la necessità di un qualcuno che possa far la guerra lì davanti, anche a causa della fragilità mostrata fino a questo momento dalla difesa partenopea, oggi ospite all'Unipol Domus. Sono cambiati un po' di risultati in giro per l'Europa. In Eredivisie il Feyenoord è passato in vantaggio contro l'Almir City quando ci troviamo al 77esimo minuto, 1-0 per esterno per la squadra di Rotterdam, mentre il Twente 3-0 interno con il Go Eagles a meno di 10 minuti alla fine. Sembrerebbe il termine di una partita già segnata. Per quanto riguarda invece la Ligue 1, in una sola partita si è segnato, quella tra Tolosa e Lille, vantaggio iniziale degli ospiti, quindi del Lille 1-0, il pareggio del Tolosa è arrivato pochi minuti fa per riequilibrare questo match. Per quanto riguarda la Ligue 1 in Germania vi abbiamo raccontato tutto, mentre alle 16 è iniziato il big match d'Inghilterra che vede contrapposti per la Coppa di Lega Chelsea e Liverpool, quindi partita dalla grande risonanza a livello degli amanti del calcio, con un big match di Premier League che si giocherà invece per la permanenza della Coppa, l'FL Cup. Vedremo come andrà a finire, vi informeremo almeno del parziale di questo match che terminerà ampiamente dopo quello del Cagliari. Dopo il Cagliari la Serie A continua anche in questa giornata. Oggi altri 2 sono i match previsti. Dopo appunto la Juventus alle 12:30, il Cagliari alle 15, giocherà l'Inter alle 18 impegnato contro il Lecce in un match in trasferta che i nerazzurri devono continuare a ottenere i 3 punti anche in questa giornata per non mollare il passo scudetto che fino a questo momento ha fatto vedere un Inter decisamente superiore a tutte le contendenti, e nonostante anche la vittoria della Juve in extremis, come vi abbiamo raccontato nella partita di mezzogiorno e mezza. Una di quelle che doveva essere le contendenti al titolo è il Napoli che invece, come vi abbiamo raccontato fino a questo momento, sta faticando con il Cagliari in questo avvio sicuramente più grinta da parte dei rossoblù nei primissimi minuti della ripresa. Adesso negli ultimi giri di lancette Napoli che sta venendo un pochino più fuori con la sua qualità e con il suo pressing nell'andare a disturbare la manovra del Cagliari. Vi abbiamo parlato appunto del match tra Lecce e Inter, un match che ci riguarda perché comunque il Lecce è lì, non è esattamente salvo, non è esattamente lontano dalle zone più calde della classifica, ma si trova a 24 lunghezze. La prima
settima squadra sopra l'Udinese, che quindi è un'altra di quelle invischiate, si trova a 5 lunghezze dal Cagliari, non contando questo match con il Napoli, quindi partita del Lecce con l'Inter che va seguita da vicino, con anche un po' di speranza nei confronti della squadra che in questo momento è capolista, di riuscire a portare a casa il risultato. Stanotte invece big match tra Milan e Atalanta, alle 20:45 scenderanno in campo le due compagini per questa partita che si preannuncia carica e pregna di emozioni, e vedremo un po' chi sarà a spuntarla in una rincorsa al terzo posto, che in Serie A continua a essere sempre più accesa, sempre più viva, con tante nuove compagini che si stanno affacciando dalle parti più europee, dalle parti più prestigiose del nostro campionato. Ci sarà ancora Serie A domani, la giornata di domani non lascerà all'asciutto gli appassionati della nostra competizione. Roma-Torino scenderanno in campo alle 18:30 per contendersi i 3 punti, match anche questo come detto di alta classifica, così come lo è quello tra Fiorentina e Lazio. Ci si aspetta tanto spettacolo da queste due partite, dalle partite delle romane. Vedremo se poi effettivamente le attese verranno premiate con dei match belli divertenti. Intanto continuano a darsi battaglia Cagliari e Napoli. Dobbiamo dire nel secondo tempo 2 volte Giannandez ha perso l'1 contro 1 con Kvaratskhelia, con il georgiano che sta acquisendo anche più fiducia nell'andare a tentare la giocata di estro contro il suo diretto marcatore, con i minuti che continuano a passare. A sto punto, visto anche l'immobilismo un po' che sta decretando questi primi minuti del secondo tempo, ci aspettiamo qualche mossa dalla panchina da entrambi gli allenatori per cercare di smuovere un po' lo stallo che si è venuto a creare fin qui, e vedremo un po' se sarà così. Intanto qualche minuto or sono, una punizione concessa al Napoli da zona abbastanza pericolosa, con Dossena che è andato a commettere fallo. Fortunatamente nessuna ammonizione per il centrale rossoblu, che comunque non è entrato con cattiveria ma con decisione, causando l'intervento del direttore di gara e assegnando quindi punizione agli ospiti oggi dell'Unipol Domus. In questo momento pareggiano 0-0. Io vi ricordo come sempre, se volete comunicare con noi c'è il nostro WhatsApp per inviare i messaggi riguardo la partita e come la state vivendo voi questo Cagliari-Napoli. Il numero è sempre lo stesso, 340 5186 036, per mettersi in contatto quindi con noi e vedere un po' inquadrato qualche minuto or sono anche alla televisione Di Lorenzo, il capitano del Napoli, che è squalificato per questa partita così fondamentale per i suoi, in una trasferta che per il Napoli è sicuramente importante nel cercare di rincorrere anche quella condizione che si è persa poi con il passare delle settimane, con l'arrivo di risultati non certamente importanti, non certamente convincenti. I fortunati convocati nel Cagliari: Shomurodov, Mancosu e Acidiakos, squalificato Aresti, mentre nel Napoli sono squalificato Di Lorenzo. Nessun infortunato, era in dubbio Ngonge, che comunque siede in panchina ma non al meglio della condizione a quanto pare per il giocatore arrivato nel corso del mercato di gennaio dal Verona. Un Ngonge che è stato già fondamentale in più occasioni per il Napoli, con le sue reti che hanno portato dei punti importantissimi per la squadra partenopea. Vedremo se oggi sarà della partita, quindi in questo match contro il Cagliari. Qualche minuto fa ci ha provato a liberarsi la Padula, ma ha collezionato un altro fuorigioco nella sua prestazione fino a questo momento non eccelsa, dobbiamo dirlo, mentre a fine azione poi sembrerebbe ci siano stati problemi per Jankto, che si è accasciato al suolo e conseguentemente a ciò potrebbe non riuscire a terminare la partita, richiamando l'attenzione di Ranieri, che a questo punto con molta probabilità ricorrerà presto a dei cambi, vista la condizione dei suoi giocatori e visto anche la necessità di smuovere un po' le acque dopo un secondo tempo iniziato bene, ma che con il passare dei minuti ha visto la superiorità tecnica del Napoli farsi avanti e andare un po' di più a conquistare il pallino del gioco. Abbiamo rivisto qualche minuto or sono il motivo, lo scontro per cui si è fatto male Jankto. Sembrava davvero uno scontro di gioco molto tranquillo, ma effettivamente poi è uscito con probabilmente una caviglia un po' malconcia dal contatto e di conseguenza si è dovuto fermare il giocatore del Cagliari, che nel primo tempo
ha avuto anche un'occasione importante, che è un giocatore che in più di un'occasione è riuscito a farsi trovare smarcato per andare alla conclusione, purtroppo con poca precisione nel tentativo. Fuori quindi Jankto, qualche minuto or sono, non ce l'ha fatta a continuare, il cambio vede Viola entrare in campo, così come è uscito Lapadula, se non sbaglio, per Pavoletti, quindi l'azione che un po' ci aspettavamo di vedere nel finale di primo tempo o nell'intervallo, la scelta che ci aspettavamo da Ranieri è stata fatta con qualche minuto di ritardo al più o meno 60esimo, e quindi la soluzione è comunque arrivata con l'entrata in campo di Pavoletti. Viola, è uscito anche Gaetano, adesso dobbiamo capire un attimo, forse Jankto non è uscito per quanto riguarda il Cagliari, forse riuscirà a riprendere il gioco, ma vi informeremo comunque nei prossimi minuti riguardo agli aggiornamenti del Cagliari, perché c'è stata un po' di confusione tra le grafiche che ci sono state fornite, di conseguenza ciò è stato un po' confusionario il tutto, ma bisogna capire chi è entrato, perché è uscito Jankto, è uscito Lapadula, è uscito Gaetano e sono entrati anche Zappa al posto di Jankto, quindi Zappa che andrà a fare l'esterno di centrocampo al posto appunto, come detto, di Jakub Jankto, e vedremo se il giocatore che ormai veste la maglia del Cagliari da qualche stagione riuscirà a essere efficace in questa zona del campo, quasi a scambiarsi di ruolo con Nandez nella fascia che loro due sono riusciti a presidiare con successo, soprattutto qualche stagione fa. C'è un dato statistico confortante: il Cagliari non ha mai disputato un solo campionato di Serie A, speriamo non sia questo l'anno, mi spiacerebbe molto anche per Ranieri. Ok, Roberto Nonnis, che salutiamo, non ha mai disputato un solo campionato poi riscendendo in Serie B, quindi questo è un dato che ci rincuora e speriamo possa essere una statistica che continui anche in questa stagione, con un Cagliari che già da oggi deve cambiare marcia, deve impostare il suo obiettivo verso la salvezza e deve iniziare a marciare, perché gli altri continuano a muoversi e noi dobbiamo ottenere il passo. Noi siamo pronti per immergerci all'interno del match e lo andiamo a fare come sempre attraverso la cronaca di Vittorio Sanno. Il pressing di Pavoletti col pallone che va all'indietro, ancora Pavoletti in pressing col Napoli che riesce comunque a far ruotare il pallone, sempre 0-0 quando siamo al 64esimo minuto della partita. Come detto, Zappa al posto di Jankto, e la curiosità è che Zappa sta giocando come quarto di destra nel centrocampo del Cagliari, con Nandez che è rimasto invece nella linea di difesa. Viola poi in campo insieme a Pavoletti per gli altri due cambi. Pallone giocato ancora di testa da Nandez che va poi a terra. Pavoletti per il tentativo di Viola, l'arbitro gli dice di rialzarsi, non fischia il calcio di punizione, poi parte Anghissà per il controllo di Zelinski che si volta, gira volta intorno a sé e poi palla a destra per l'affondo di Mazzocchi per il controllo a sua volta di Raspadori, all'indietro per Zelinski, si parte dalla linea interna di destra per andare a convergere, il lancio su Kvaratskhelia, il colpo di testa di Mina in anticipo proprio su Kvaratskhelia che si era inserito, e la palla che finisce in calcio d'angolo, angolo per il Napoli al minuto numero 65, col pallone che è stato messo giù in questo caso da Zelinski che va a dare a Kvaratskhelia, il colpo di testa di Osimhen. Per fortuna la schiacciata è centrale, è troppo sotto il giocatore, la parata del Cagliari che era rimasto un po' in bambola sulla battuta dell'angolo a sorpresa, e adesso Scuffetti che si prepara al rinvio, palla con le mani dato a Dossena a sinistra per Augello che alza la testa, tenta il lancio, è sempre molto lenta l'esecuzione, stavolta Raspadori arriva per riuscire a ribattere in fallo laterale, ha rimesso in gioco, 65esimo che scorre, si stanno preparando anche i cambi nel Napoli, e Politano uno dei tanti, attenzione ancora ad Augello che ancora una volta va in difficoltà con Raspadori che va al cross, e stavolta Osimhen fa gol, gliel'abbiamo concesso due volte, al secondo tentativo Osimhen è andato in gol, errore di Augello che praticamente è già girato intorno a se stesso come le spose, vi ricordate, dei Cariglion, praticamente per andare a giocare il pallone lo giocava sul destro, si è girato sul sinistro e Raspadori glielo ha soffiato, è partito là, guardate, incredibile,
è andato proprio a voltarsi dalla parte di Raspadori, che poi ha pennellato, e dall'altra parte è arrivato Osimhen, che ha depositato in gol per il vantaggio del Napoli al minuto numero 66, un vantaggio che chiaramente non ci voleva, ma lo abbiamo detto, bisognava segnare di squadra, perché poi le individualità del Napoli potevano fare la differenza, ed è quello che sta capitando, cioè che il gol il Napoli lo ha segnato senza giocare di squadra, ma con gli spunti dei suoi giocatori migliori, in questo caso Raspadori che ha rubato il pallone, e poi Osimhen che lo ha messo a segno andando all'altezza del secondo palo con grande agilità e dobbiamo dire anche con grande libertà, e depositando in rete per l'1-0 dei partenopei quando siamo al minuto numero 67. Quindi Cagliari 0, Napoli 1, Cagliari che reagisce con Lugumbo, e l'arbitro, se non ha fischiato prima per il Cagliari, ora non gli sembra vera poter fischiare a favore del Napoli, e la sua goduria è felicissimo di questo lì nello studio. E quindi ennesimo errore di concentrazione, effettivamente, di inesattezze per il Cagliari, che porta al gol del Napoli. C'è ancora tempo per recuperare, speriamo possa essere così. Noi intanto ci prendiamo un attimo di tempo con i nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario Dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. C'è bisogno di una scossa in questo match tra Cagliari e Napoli, con il punteggio che quindi è passato a favore della squadra ospite. La rete di Osimhen ben imbeccato da Raspadori, ma davvero troppo addormentata Augello, come detto bene da Vittorio durante il commento, perché effettivamente si è girato sul suo piede ponendo e mettendo quel tempo in più di gioco che ha consentito a un giocatore rapido come Raspadori di andare a prendere palla e servire Osimhen da solo davanti al portiere. Qualche minuto fa nuovo brivido per il Cagliari, perché Osimhen si è ritrovato a tu per tu con Scuffè, lo aveva saltato con un cucchiaio trovando il palo, respinta su Osimhen che aveva ritrovato il palo con miracolo successivo, ma gioco che sarebbe stato comunque interrotto per fuorigioco, e probabilmente c'era anche un fallo in partenza su Nandez, che poi è andato a lamentarsi e con l'arbitro che ha deciso bene di ammonirlo, e abbiamo capito bene come andare. Ci scrive il nostro Andrea da Padova: alla fine del primo tempo Vittorio aveva risegnato il Cagliari suggerendo delle sostituzioni interessanti, poi entra Zappa e non Ristagno. Ranieri pensava di difendere lo 0-0, questa è una domanda legittima, vedremo se si ricorderà Vittorio al prossimo collegamento, magari potremo avere anche un suo commento a riguardo. Effettivamente
si è andati a prendere il gol, anche se poi dobbiamo dire che la fascia che ha concesso la rete, da cui è nato poi il gol di Osimhen, è quella opposta, ovvero quella di Augello, con il giocatore ex Sampdoria che non è riuscito a movimentare la sua azione, a renderla abbastanza dinamica per non far sì che il giocatore avversario riuscisse a intervenire. Cambiano alcuni parziali in giro per l'Europa, è terminata la partita del Twente 3-0 in casa contro i Eagles, mentre il Feyenoord ha trovato la rete del 2-0 in trasferta sull'Alner City. Il Reims continua a condurre 1-0 in Francia sul campo delle Havre nonostante l'uomo in meno, mentre il Tolosa sta dilagando in casa contro il Lille dopo il vantaggio iniziale della squadra ospite. 3-1 per ora la partita tra Tolosa e Lille. Qualche minuto fa si è lamentato De Iola con l'arbitro per qualche contatto all'interno dell'area, che ha visto poi un giocatore del Cagliari rimanere a terra. Per l'arbitro non c'è stato niente, non abbiamo visto dal replay esattamente cosa sia successo, ma fatto sta che c'è un giocatore del Cagliari a terra in area di rigore, mentre davvero il gol di Osimhen è nato da una delle poche sbavature di questo Cagliari in questa partita. Abbiamo dato veramente 2 volte nel corso del secondo tempo l'occasione a Osimhen di segnare, e quando dai l'occasione a dei giocatori del genere di fare ciò che riescono a far meglio, è normale che poi l'output e il risultato possa essere effettivamente questo. I giocatori del Cagliari, che intanto negli ultimi minuti vediamo sempre più innervositi anche dalla conduzione di gara dell'arbitro, perché effettivamente non si sta preoccupando più di tanto dei giocatori del Cagliari. Intanto a terra Pavoletti nel contrasto, quello è l'azione che dicevamo prima, con le mani in faccia addirittura Pavoletti, con forse un infortunio che potrebbe essere più grave di quello che sembrava a livello di contatto con il giocatore del Napoli, che è caduto in un primo momento andando ad aggrapparsi alla Pavoletti che stava cercando di entrare in area. Queste erano le cause della protesta di De Iola. Si sta chiedendo un intervento del VAR per decrittare un eventuale rigore, ma non sembrerebbe che sia questa l'intenzione della quaterna, anzi ormai del sestetto arbitrale, visto che sono 6 in tutto gli ufficiali all'interno di una partita, e non c'è stata alcuna mossa, almeno a livello visivo, di andare a ricontrollare questa occasione. Quindi vedremo un po' come si evolverà, vedremo se Pavoletti riuscirà a continuare la partita. Intanto Calzona qualche minuto fa ha effettuato un altro cambio, fuori Kvaratskhelia e dentro Politano, che quindi probabilmente va a giocare a sinistra in un ruolo che non è esattamente il suo, abituato invece a stare sulla fascia di destra. Vedremo un po' come andrà. Ci scrive il nostro Manuel da Cagliari: forza Cagliari, giù gli arbitri. Effettivamente il metro di giudizio è un po' cambiato dopo il vantaggio del Napoli. C'è tanta tranquillità, diciamo così, nelle azioni, come se poi l'obiettivo fosse stato raggiunto e ora con calma si può andare avanti nel corso della partita. C'è davvero un continuo fischiare da parte del direttore di gara, che imperterrito spezzetta il match, forse anche a causa delle inesattezze del Cagliari, ma c'era davvero un cambiamento, diciamo così, nel registri, nel metro fino a qui adottato. Pavoletti dovrebbe essere effettivamente rientrato in campo, anche se non l'ho visto nei minuti passati. C'è da dire che solamente un replay ci è stato fatto vedere dell'occasione in cui si è fatto male Pavoletti, solamente una protesta, neanche un minimo di focus riguardo quell'occasione che è un po' passata in sordina. Non capiamo effettivamente perché non sia stata riproposta, visto che poi era un'azione che ha portato uno degli uomini del Cagliari a stare a terra e a dover avere le cure. Uno zoom migliore sull'occasione sarebbe stato maggiormente corretto. Cambia il risultato per quanto riguarda la Ligue 1. Il Le Havre ha trovato la rete del pareggio in casa, vista anche la condizione di inferiorità numerica degli avversari del Reims, che si trovavano sull'1-0. 1-1 il parziale a 15 minuti dalla fine, quindi questo è quanto per
per quanto riguarda la parte francese. E intanto è uscito Pavoletti, è andato via direttamente negli spogliatoi, e questo è davvero una notizia che non ci voleva per il Cagliari, perché appena entrato Leonardo Pavoletti poteva essere un uomo importante per cercare di andare a raggiungere il risultato, invece si deve già arrendere per un intervento avvenuto all'interno dell'area che gli ha causato un infortunio che l'ha costretto già a tornare negli spogliatoi. Quindi Cagliari che sembrerebbe in 10 nei momenti antecedenti a questa cronaca, negli ultimi minuti sta giocando con un uomo in meno appunto per l'assenza di Pavoletti, e questo è un dato importante per la partita dei rossoblù, che adesso devono fare di tutto per cercare di riportare in pareggio il risultato nei minuti che mancano contro un Napoli che non è stato eccelso, contro un Napoli che non ha dimostrato di essere la grande squadra che dovrebbe essere, visto anche la vittoria dell'ultimo scudetto, e perciò dobbiamo andare a essere più incisivi e trovare la via della rete in questi minuti che mancano. Ultimi 2 cambi effettuati da Ranieri, che prova a ridestare il tiro, come detto dal nostro Andrea da Padova, e fa un po' le soluzioni che ci aspettavamo. Dentro Petagna per Pavoletti, qualche minuto or sono, e dentro Oristanio per Augello, quindi Augello che andrà a girare ad agire sulla fascia sinistra. Vedremo poi bene come si disegnerà il Cagliari. Siamo sicuri però che sarà una squadra rosso-blu votata all'attacco in questi minuti finali, anche con l'entrata del luogotenente fuori Oristanio, che potrà dare un po' di estro a questa parte conclusiva di gara, con un Cagliari che dovrà essere arrembante nel cercare di raggiungere un risultato positivo per un match che meriterebbe almeno un punto, viste le forze messe in campo e vista anche la conduzione della squadra di Ranieri nel corso della prima metà, che è stata veramente ottima, con un Napoli che ha fatto il minimo indispensabile, con un Cagliari che ha più da recriminare rispetto alla squadra oggi ospite all'Unipol Domus. È una squadra rossoblù che negli ultimi minuti ci crede anche con l'entrata dalla panchina, perché Petagna al primo pallone toccato, qualche giro di lancette Orsone, è andato a fare la lotta contro tutti, ha preso il pallone, ne ha superato praticamente 4, facendo a sportellate, superando il loro tackle, addirittura cambio di direzione col tacco, e poi fallo conquistato dal neo entrato attaccante rossoblù, che quindi ha messo subito in chiaro che vuole essere un uomo determinante in questa partita, e speriamo lo riesca a essere nel tempo concessogli da Ranieri dopo l'infortunio di Pavoletti, che ha costretto il tecnico del Cagliari a mettere in campo anche le ultime risorse. Quindi tutte e 5 le sostituzioni giocate dal Cagliari, tutte già compiute, e questi saranno gli uomini che andranno a compiere la parte finale di partita, quella fondamentale in cui si deve cercare di raggiungere con maggiore convinzione un pareggio, che sarebbe davvero importante contro una squadra così prestigiosa. Noi siamo pronti a immergerci all'interno di questi minuti quasi finali, possiamo dire così, di Cagliari-Napoli, e andiamo a fare con la cronaca di Vittorio Sanna. Continua a fischiare l'arbitro in modo ossessionante, continuo. Si spazientisce anche Ranieri, sembra che sia stato fatto il cambio anche dell'arbitro. Il top Pairetto è entrato l'arbitro di Paolo Zucca, quello che abbiamo visto nel film, perché sembra vuole diventare lui il protagonista ad ogni costo, fischia su ogni posizione e poi va a saltellare a destra e a sinistra per riportare il gioco dalle altre parti. Cambio dopo aver perso tutto il tempo che si poteva perdere da parte del direttore di gara, riprendendo la partita, e si è accorto che c'era il cambio. Esce con l'81 Raspadori, al suo posto entra con il 29 Lindstrom, e poi entra con il 24 Caius ed esce Zielinski. Questi 2 cambi nel Napoli, mentre aspetta Meret per poter battere il calcio di punizione all'esterno dell'area. Tutto questo lo siamo allo scoccare del 79esimo minuto, quindi fuori Zielinski e Raspadori, dentro Caius con insieme a lui è entrato Lindstrom. La battuta di Meret, il pallone nella zona di Osimhen, il colpo di testa di Mina, poi ancora il colpo di testa di Mazzocchi, arriva Anghissà, ancora De Iola, Anghissà, pallone poi intercettato da Dossena, catturato per un attimo da Viola, recuperato da Osimhen che lo dà a Politano ma fuori misura. La rimessa con le mani quindi in favore del Cagliari, con De Iola che rende a Zappa in avanti per Petagna, si piazza bene,
il colpo di testa però di Ramani che riesce a ribattere, Caius attaccato da Oristagno, il retropassaggio del nuovo entrato Lindstrom, lo scambio con Oliveira, gli ruba la palla Nandez che tenta di partire, ancora Nandez si mette un po' nei guai da solo, recupera poi ancora una volta Makumbu, la palla a destra per il controllo di Viola che cerca un varco, non lo trova, si trattava di Oristagno, la palla neutralizzata ancora dal Napoli che tenta di ripartire nel settore di sinistra, gli porta via il pallone per Oristagno in recupero. Quindi ancora una volta Mina, possesso di palla, il lancio a cercare Petagna che scatta bene, limite dell'area, protegge il pallone, ancora Petagna all'interno, si sposta Viola, Petagna non sa a chi dare il pallone, alla fine viene attorniato da avversari, palla allontanata, recuperata ancora da Makumbu, insiste il Cagliari, il passaggio a destra nella zona di Oristagno che punta l'avversario, Oristagno cerca un varco, sposta sul sinistro, effettua il cross all'interno, la palla verso Zappa, l'ha steso! Si è lasciato forse andare Zappa dopo aver controllato il pallone, mentre nel Napoli ora un altro è andato a dormire, siesta pomeridiana per i giocatori del Napoli dopo il gol del vantaggio. Tutto questo quando il minuto che scorre, il 71esimo, è rimasto a terra, in questo caso mi pare Juan Jesus, che ora si rialza, si tocca il ginocchio, l'arbitro va a consolarlo, gli tiene il pallone per essere sicuro della ripresa, poi lo consegna al portiere, ecco che lo consegna al portiere perché possa riprendere il gioco. Tutto questo quando è iniziato l'82esimo minuto della partita con 8,5 più recupero da giocare, col Napoli in vantaggio per una rete a 0 lì nello studio. Sì, questo il parziale per quanto riguarda il match del Cagliari. Ci scrive il nostro Giacomo dalla Germania, sta diventando una barzelletta, forza Cagliari sempre, e comunque sì, effettivamente quello anche raccontato da Vittorio non è niente di diverso dalla realtà per quello che sta accadendo in campo. Manuel ci scrive furto direttamente, ma effettivamente dopo il gol del Napoli è cambiata la partita, è diventata una partita spezzettata, una cosa che prima non era successo per anche una manica larga nel decidere come impostare la conduzione del match. Dopo il vantaggio dei partenopei sembra che tutto sia stato un po' raffreddato, un po' riportato alla calma, perché non sia mai che poi gli animi si scaldino troppo e non sia mai che poi si sbagli troppo nel dinamismo. Noi ci prendiamo l'ultima delle nostre pause pubblicitarie e poi torniamo per sperare di raccontare una rimonta del Cagliari in quello che manca in questo match tra Cagliari e Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brutto metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra.
Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. È un po' come quando nei vecchi FIFA cambiavi la modalità e mettevi infortuni facili. Ecco, così è un po' la squadra del Napoli ultimamente, perché ogni contatto è buono per andare giù per terra e sentire la freschezza dell'erbetta dell'Unipol Domus con il cronometro che continua a scorrere. A questo punto ci aspettiamo un recupero che sarà lauto e corposo per permettere davvero di effettuare quelli che sono i minuti da giocare previsti per una partita di pallone, non perdere effettivamente troppo tempo con delle scaramucce, dei piccoli finti infortuni. Intanto Calzona negli ultimi minuti ha effettuato gli ultimi due cambi dentro Ostigar e Simeone per Mazzocchi e Osimhen, che era stato l'ultimo colpito dalla infortunite in questi ultimi minuti, quindi costretto a uscire il numero 9 del Napoli, che è stato fino a questo momento colui che ha deciso la gara, colui che ha marcato il cartellino fino a questo momento. Continuano i diverbi tra i giocatori del Cagliari e il direttore di gara, perché all'ennesimo scontro paritario tra De Iola e Zambanguissa è arrivato il fallo a favore del Napoli in zona offensiva. Stiamo parlando comunque di qualche minuto or sono, con un pallone preso da De Iola che poi è carambolato su Anguissa, ma effettivamente il giallo forse un po' troppo esagerato, visto che poi effettivamente ha calciato la palla e conseguentemente a ciò non c'era grande cattiveria nel gesto, ma più uno scontro fortuito. Intanto naturalmente, dopo aver subito con il tocco, Anguissa è rimasto a terra per svariato tempo, si è toccato la faccia in grande modo. Chissà quanto grande dolore starà provando il giocatore del Napoli, che naturalmente farà passare altri secondi fondamentali. Non si è giocato praticamente niente dopo il 60°, si è continuato ad andare di punizione in punizione, di infortunio in infortunio, di medici dentro il campo, medici dentro il campo, e 30 minuti sono volati veramente in una maniera incredibile, perché ci stiamo sempre più avvicinando al termine del match, che scorre e scorre, deciso dall'incertezza di Augello, che è nato col sinistro a cercare di rinviare, di fatto consegnando palla a Raspadori, che poi è stato molto molto bravo a trovare sul secondo palo Osimhen con un cross preciso che il nigeriano non poteva fare altro che spingere in porta. Nigeriano che, ricordiamo, prima di uscire è stato a terra per 3 minuti, ma che ora è tranquillissimo in panchina senza neanche del ghiaccio per l'intervento ricevuto, e questa la dice anche un po' lunga su la strategia adottata in questi minuti finali per far sì che il cronometro potesse andare avanti e che il gioco non si potesse sviluppare in maniera omogenea, ma dovesse essere sempre spezzettato da un intervento del direttore di gara. Continua a scorrere il cronometro, penso a questo punto almeno 6 minuti ci saranno da recuperare tra interventi VAR e infortuni vari. Ce ne sono stati più di uno nel corso di questo secondo tempo da entrambe le parti, e conseguentemente a ciò ci aspettiamo che l'arbitro farà recuperare abbastanza tempo nel periodo di recupero che tra poco verrà annunciato. Cambia uno dei risultati sui campi che stiamo seguendo, la partita della Liga è iniziata alle 16:15, quella tra Betis e Athletic Bilbao, con il vantaggio della squadra di casa per 1-0 al 30°, quindi match che si è subito sbloccato. Non si è sbloccato invece un'altra partita che è iniziata sempre alle 16:15, quella di Serie B tra Modena e Spezia, con il parziale ancora sullo 0-0. Questo era il resoconto per quanto riguarda gli altri campi di cui vi abbiamo informato durante il corso di questa diretta, anche perché c'è poco effettivamente da raccontare nella partita del Cagliari negli ultimi minuti, in cui si è giocato veramente poco, e conseguentemente a ciò probabilmente avremo più tempo con Vittorio Sanna, visto che il recupero dovrà essere adeguato a quanto si è svolto in campo fino a questo momento. Ci siamo quasi e stiamo per avvicinarci alla parte calda della partita, alla parte decisiva, al momento in cui dovremmo spingere con i nostri cuori, le nostre speranze, il Cagliari all'ottenimento almeno del pareggio per portare via un punto in questa sfida così difficile contro il Napoli, un punto che sarebbe meritato per i valori visti in campo e anche per il primo tempo in cui il Cagliari ha peccato di cinismo, ma non sicuramente di produttività. L'autogol di Ramani annullato a causa del fuorigioco attivo di Lapadula, e
l'occasione più grande che mi viene in mente è proprio quella di Luvumbo, che con la testa a porta sguarnita non è riuscito a inquadrare lo specchio per portare in vantaggio gli uomini di Ranieri, che ora sono costretti a rincorrere il Napoli in un tempo che si fa sempre più risicato. Noi ci siamo quasi, siamo arrivati al momento clou, al momento in cui andiamo a viverci senza interruzioni le emozioni del finale, e lo facciamo come sempre con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 6 minuti di recupero, hai azzeccato il tempo Andrea, ma secondo me pochi per quello che si è perso, e adesso rimessa con le mani in favore del Napoli in zona d'attacco. Il Cagliari non sta riuscendo a ritrovare il pallone, spezzettato molto la partita, lunghissime pause che sono state imposte dal direttore di gara e che peraltro non ha applicato il regolamento come doveva. Quando entra il massaggiatore e il medico in campo, il giocatore che viene soccorso deve uscire dal campo. Ora, per compensare anche i dati statistici, ha estratto il cartellino nei confronti del giocatore del Napoli, perché se vediamo l'elenco è veramente assolutamente dalla parte del Cagliari, che è stato severo il signor Pairetto. Attenzione ancora al tentativo di spunto della squadra partenopea, quel passaggio all'interno dell'area, Simeone all'indietro per il tiro tentato, in questo caso con scarsa visione da Ostigard, pallone altissimo sopra la traversa. È pronto per il rilancio Scuffetti, il primo minuto di recupero è andato via, adesso c'è un giocatore del Cagliari a terra, il Luvumbo, che è stato forse colpito quando stava a recuperare la posizione, viene invitato immediatamente a rialzarsi. Il rilancio di Scuffetti, la palla centrale nella zona in cui saltano in tanti, è Anghissà che colpisce, poi Deiola, ancora un colpo di testa, poi Luvumbo, sempre di testa, la palla messa giù da Ostigard, anzi da Lobotka, e mandata in fallo laterale dall'intervento di Viola. La rimessa con le mani quindi per il Napoli, che rallenta ancora, l'arbitro che va a guardare ciò che fa in questo caso Ostigard, che perde tempo, chiaramente tutto il tempo che può. La rimessa con le mani sul lungolinea, il colpo di testa di Zappa, la palla dell'allenatore di Deiola che tiene in gioco, Luvumbo che raccoglie il pallone, lo lascia terminare in fallo laterale dopo la deviazione del Napoli. La rimessa in gioco a cercare Oristanio, il colpo di testa ancora da parte di Ostigard, un secondo colpo di testa all'indietro su Ramani che rinvia in fallo laterale. La rimessa in gioco affidata a Zappa che può rimettere in gioco verso l'interno dell'area, il pallone a cercare Oristanio, ancora Oristanio che ci mette il piede ma non riesce a recuperare, parte il contropiede della squadra napoletana, passaggio per Simeone che a mio giudizio era in fuorigioco. Vediamo quanto tempo fa perdere l'arbitro prima di fischiare la posizione regolare. Nel frattempo il pallone non lo fischia e si continua a giocare col passaggio all'indietro verso Ostigard che cambia gioco cercando dall'altra parte Juan Jesus arriva sul pallone, sono trascorsi 2 minuti e mezzo, ne rimangono ancora 3 e mezzo a disposizione del Cagliari, che però deve rientrare in possesso di palla. Nandez attaccato, riesce alla fine a conquistare il pallone, va a terra Nandez, va a terra anche il giocatore del Napoli e ancora una volta un'interruzione. Ce ne sono 2 a terra. Secondo voi chi va a sincerarsi di quanto sta bene o male il direttore di gara? Ancora una volta il giocatore del Napoli che chiede l'intervento della panchina, proteste da parte di Deiola perché siamo a 2 metri dalla linea laterale e indica proprio quella posizione. Vediamo un po', abbiamo interrotto a 93, ne mancavano 3 di minuti, vediamo quanto si andrà a giocare da questo momento in poi. Nel frattempo il giocatore del Napoli a terra con l'arbitro che lo soccorre con premura, dobbiamo dire è probabilmente un mutuo soccorso, lo invito a uscire adesso sì a bordo campo, e Caius che viene costretto a uscire, l'arbitro che ritorna su di lui ha da dialogare con l'amico medico, dice qualcosa a Caius, rimessa in gioco la palla servita su Jen Urbina che va a cercare il passaggio, invita il giocatore immediatamente a rientrare. Attenzione al contropiede di Simeone che spinge avanti il pallone, Simeone davanti al portiere, si decentra il tiro, la parata di Scuffetti, la palla in calcio d'angolo, angolo per il Napoli sulla conclusione di Simeone che ci teneva a fare gol in questa circostanza. Angolo con Politano che va a recuperare il pallone con tantissima calma, non va, improvvisamente gli è venuta una sincope perché non riesce a camminare di più di qualche passo al minuto. Eccolo ancora che chiama a sé qualcuno, si perde tantissimo tempo con l'arbitro che lascia fare, ancora sta a guardare, battuto l'angolo con il tentativo di rimbalzo da parte di Anghissà, pallone ancora colpito di testa da Lobotka nella zona di Anghissà che prolunga per Lindstrom, ancora Anghissà che va verso
la bandierina, lo attacca Nandez, gli sradica il pallone, può ripartire quindi il Cagliari con il rilancio su Petagna che protegge il petto, ma subentrano ancora gli altri. Il Cagliari non ne ha più, non riesce a salire, recupera ancora il Napoli. Attenzione, limite dell'area, il tiro al lato di pochissimo, e siamo al minuto numero 95 e stanno via. Ci dovrebbero essere altri 2 minuti circa a disposizione. Vediamo se abbiamo la forza, almeno sul rilancio del portiere, di riuscire a conquistare i metri verso la porta di Meret. Il colpo di testa in ribattuta di Ostigard, quello di Mina, poi ancora il colpo di testa di Viola per 2 volte, ancora l'intervento di Juan Jesus, poi l'anticipo di Simeone su De Iola, il recupero di Dossena che alza la testa, invitato da Petagna, il lancio lungo che avviene nell'area di rigore. Attenzione, Luvumbo! Zitto Luvumbo, zitti i tifosi del Napoli, zitto Luvumbo, zitti i tifosi del Napoli, il gol di Luvumbo, 1-1 al minuto 94, ha controllato dentro l'area e si sta rammaricando anche il signor Paietto del gol che ha firmato il Cagliari. Sta a testa china in mezzo al campo a dialogare con i giocatori del Napoli, più forti anche in questo caso delle ingiustizie di quelli che sono i poteri forti. Gran gol di Zitto Luvumbo, zitti tutti quelli del Napoli di fronte al gol di Luvumbo, messo a segno il gol dell'1-1 nei minuti che scorrevano. E attenzione, perché ne abbiamo visto altre volte storie di questo genere. Il pallone da rimettere al centro, ci sono ancora probabilmente 1 minuto e mezzo almeno da giocare dopo il gol di Luvumbo. 1-1 il punteggio e la partita potrà riprendere per i 90 secondi che mancano. Ne abbiamo visto tante e sappiamo che niente è impossibile. È sparito il pallone, si rammarica l'arbitro che non ci sia immediatamente il pallone. Ecco che arriva in questo momento l'arbitro che sta dicendo che ci saranno adesso 2 minuti di recupero. Dice che ci saranno 2 minuti di recupero e attribuisce la ripresa del gioco. Va avanti lui, colpirà di testa dentro l'area, probabilmente Paietto tra poco. Il colpo di testa ancora di Ostigar, quello di Simeone. Mina che allontana nella zona di De Iola, ancora un colpo di testa, il duello tra Zappa e Simeone, e Dossena che recupera, tenta di farsi largo, viene attaccato, prolunga il solitario, attaccato a sua volta, il pallone si ferma, De Iola lo recupera, Nandez lo aiuta, Zappa lo aiuta, il palleggio di Zappa, la girata di Stadio. Cosa ha fischiato l'arbitro? La fine della partita, i 2 minuti di recupero non li ha considerati, ne ha indicato 2, non ne ha recuperato neanche uno. È un uomo dalla fantasia straordinaria, il signor Pierluigi Paietto. Aveva indicato 2 minuti di recupero, non ne ha recuperato neanche uno, neanche 30 secondi, neanche 10, perché stava ripartendo il Cagliari forse. Speravo che ci fosse l'assedio del Napoli. Una vergogna assoluta questo direttore di gara che ogni anno ne fa una, ma ogni anno rimane in giro, o dentro il VAR a fare guai o anche in campo a fare guai. Il Cagliari riesce a rimediare parzialmente al gol che si era procurato lui, non certo Paietto, è riuscito a lottare anche contro la forza arbitrale in questo finale e ha trovato il gol con Zitto Luvumbo che ha portato sull'1-1 e ha reso meno amaro questa partita nei minuti di recupero, come tradizione vuole, potrei dire, una tradizione che da lungo tempo non si realizzava contro il Napoli e che oggi ha ritrovato il suo corso. E chissà non possa essere questa la partita della svolta, la partita in cui si capisce che dobbiamo lottare contro chiunque, che non dobbiamo guardare in faccia nessuno e che dobbiamo andare alla ricerca del nostro destino senza aspettarsi che siano gli altri a determinarlo. A te, Andrea. Quindi punto fondamentale per il Cagliari, che fino a questo momento sembrava dover soccombere al Napoli e alle scelte anche del direttore di gara, un direttore di gara che non ha mancato di rendersi protagonista anche nella parte finale dopo la dichiarazione dei 2 minuti e il fischio della fine della partita, ma Cagliari che quindi comunque riesce a trovare un punto importante contro il Napoli. È vero, potevamo vincerlo questo match, Vitto, ma comunque è un punto che dà morale, dà speranza e dà anche una certa fiducia nei propri mezzi, vista la partita oggi svolta dagli uomini dei Ranieri. Fondamentale non perdere contro il Napoli, riuscire a portare via un punto
riuscire a rimanere in corsa, rimanere agganciati anche a quelli che sono i posti di salvezza e soprattutto aver raggiunto il gol anche in questo caso col finale, con il giusto finale. È stato un Cagliari che meritava prima di andare in vantaggio, però poi è andato incontro alle sue solite amnesie, e quando è andata sotto poi si è ritrovato anche il potere forte a superare, perché il signor Pairetto voleva mettere in freezer il risultato per il Napoli. Lo abbiamo visto con la scellerata scelta finale, con tanti errori tecnici, uno dei quali con l'ingresso in campo per curare un calciatore che poi non è andato a bordo campo. L'abbiamo visto in tante situazioni che sembrava essere lui uno dei giocatori del Napoli, sembrava più impegnato lui a tenere l'1-0 di quanto lo abbia fatto la squadra partenopea, e alla fine però su un lungo lancio il pallone è arrivato a Zito Luvumbo, che ha scrollato quella rete e ha fatto in modo che il calcio ancora una volta trovasse la sua valenza di sport più forte di qualsiasi corruzione. Quindi 1-1 è punteggio che sta stretto per quello che abbiamo fatto prima del gol subito, ma che poi alla fine può essere quello giusto per quello che stava capitando successivamente. Sì, un punteggio che comunque non lascia del tutto una sconfitta che sarebbe stata davvero troppo per i valori visti in campo oggi. Un Cagliari che ha giocato la sua partita con personalità. Ci scrive Luigi: peccato perché siamo stati superiori, alla prossima. Effettivamente può essere una buona lettura di questo match, e da qui dobbiamo ripartire per poi andare a fare dei punti importanti. Ci scrive anche il nostro Andrea da Padova: che non sia la polvere sotto il tappeto. Buona settimana a tutti. Sei d'accordo, Vitto? No, non credo che sia la polvere sul tappeto, perché abbiamo visto rimettere a posto i giocatori, abbiamo visto tornare i giocatori, abbiamo rivisto ad esempio Petagna, abbiamo visto Ristanio, abbiamo visto insomma un po' di luce. Noi abbiamo toccato il fondo quando sono mancati tanti di questi giocatori che possono darci una grossa mano, e il fatto di vederli nuovamente comparire è certamente una mano d'aiuto. E adesso c'è Mina che si sta prendendo gli applausi del pubblico cagliaritano, con la gioia insomma di tutto il pubblico che ha agganciato il Napoli nel finale, in una partita che, ripeto, stava rischiando di lasciare tanto amaro in bocca, tanta rabbia nella squadra cagliaritana per come stava maturando il risultato negativo. Prossimo appuntamento domenica fuori casa con l'Empoli, forse una partita ancora più difficile di questa casalinga con il Cagliari, ma se giocata come abbiamo visto oggi, con la convinzione, la forza, la grinta di oggi, si può andare a fare il risultato anche contro una squadra in forma. Gli scontri diretti devi tentare di vincerli, se li vinci valgono 6 punti, quindi assolutamente è una possibilità che il Cagliari ha di affrontare una squadra che è alla sua portata. Lo deve fare con quello che è il tasso tecnico a disposizione, sull'onda dell'entusiasmo, con il recupero di tutti i giocatori, con quelli che sono arrivati durante il mercato di gennaio, che stanno rivelando 2 giocatori, pochi ma buoni, per dare una sostanza alla zona di difesa e la sostanza alla zona d'attacco. Perfetto Vito, ti ringrazio per essere stato qui con noi per commentare questa partita. L'appuntamento quindi è domenica per il match con l'Empoli. A domenica, grazie Andrea, buona serata a tutti. E io sono Andrea Sanna, vi ringrazio per aver seguito A Suon di Gol oggi con noi. Appuntamento rinnovato quindi per domenica alle 14:40 per seguire insieme anche il prepartita del match tra Empoli e Cagliari. Adesso vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa